possibile, ma tutte e due ce l'hai, eh? Oh, sei a quattro leggi, scopa e con chi sto per vincere. Ma perché sto ne ha venuto già 5, E che vuoi, che moneto? Perché la fortuna sa sapere cercare, caro mio. Mi da sapere cercare, come è che la cerchi tu? Beh, come cerco? Ah, semplice. Per la mattina quando non esco da casa, senza sapere leggere e scrivere, ma cerco un bel accumulo di escrementi di cavallo, di scecchi, di cane, di buoi, animali ammaestrati. Io così, proprio sportivamente quasi, plop, mi piace un budo bene. Chi è che fai? Bracchi di proposito, e per chi è che fai? Ah, perché vecchio proverbio non sbaglia mai? Chi è imbracata è giornata fortunata, così si Ma dice. guarda, quando ne estendere ancora la mia età, oh. Intanto che vinci sempre, è per davvero. Oh. Può vedere che hai ragione. Ah, che certo, ti pare che babbio, che certo che hai ragione, oh. Ma te che fa? A rimenare tutte le carte, che Ma stai non è che stai un minuto manco. Allora passando, hai visto una bella bombonera? Vediamo se è per davvero che hai ragione. Ma quando è cannaluare, va. Ma come ci può credere? Come può ammoccare come un passo uno tutto cosa, va? Ma chi sta a oggi per tutta? Oggi per quando torna, come torna imbracato. Va. Oh, come finire? Abbiamo sido tutti spaccati, Chi c'è? Chi c'è? Oh, e chi è? A chi stai parlando come? Avevi mezz'ora che parlo solo. E chi è? A questo punto meglio parlare con Scecco, che ogni tanto almeno la raglia. Gli darò la soddisfazione della risposta. Aspettate qua, va. Aspettate. Con tutta questa scialunaria che ti picchiavo stamattina, ci ho rischio che troppi che caschi. Oh, salutiamo, Giovanni. Vieni che Don Caloggi. Chi è Ciccino? Chi è? Non parla stamattina. Ha lasciato lui, riavi tutta la mattina che farà così. Piuttosto invece, per favore, ne può buttare dove motte? Dove motte? Di mattina, Eh. e chi sei imbriaco, Ma figlio? su ancora non ha buttato niente. No, volevo dire, non è meglio che ti porti due belle limonate fresche, che di mattina bello, la rinfrescate tutte. Sì, due limonate. E poi costano più piccole, tu riesci. No, senza offesa, no, diceva così, tanto per dire, Don guarda. Caloggi, non c'è che si ti ingalandomo. Ah, come facevi sentire importante voi, a gente? Gli è buttato in stero limonata, va. Buono, come dici tu riesci, Anzi, sai che fai? che fu? Buttate in uno solo. Una, Gli bicchieri di acqua, che poi ci penso io ad allungarla. E come dici tu riesci, guarda, stai a buttare. E che ti mangia la lingua ciccina! Finiscila. Lo sai che ti dico, metti a così. Almeno quando siamo al travaglio non da lì picchion da staricchi. E non da ruse che in ci rivedo con tutti questi smaferi sopra i libri, istruzioni, a 8 ore. Finiscila di babbiare, ma non vedi che sogno pensieroso, Non vedi che hai la testa da un'altra parte? Non essere scostante. Ciccino, vedi che non dammi sconsulta posto solo perché ne conoscevo di quando ero un nichinico. Ma non sbagliare a parlare con me, Non da risicare. Perché a non volevo. Io oggi che è domenica volessi stare qua. Stai calmo, Ma poi io veramente queste male parole di dia. Ma! Ma quali male parole? L'ho ammatola. Usai che non ne dico, no? Scostante. Vuole dire... Che vuole dire? Vuole dire non ti buttare in mirotta. Chi sto vuole dire? Ti sta buttando in mirotta. Mi suona a dire. Effettivamente mi pareva sciato. Nella tua bocca certe parole intoste. Indoste, cantarelle, infauste, Turiddu, infauste si dice, E va ignorantone. bene, intoste, infauste, sempre male parole, so io e quando Che finisce la giufà. Proprio. Che c'era la bella limonata fresca con l'acqua. Salutiamo con Don Calogero. Oh, Ciccino, dove spiegasti? Chi dice? Ma ora lo facciamo come solo a poi si pensa. Ma vai, a Don Calogero, ma manco voi mi state parendo. Don Calogero. Non lo sta direndo che siamo impegnatissimi. Oh, discussione, certo. discussione, Sì, importante, discussione certo. importante, Vai, bravo. facciamo così. Facciamo. Ci siedi, intra, e poi più tanto pigliamo, tranquillo. Più tardi. Più tanto, più tanto. Mi chiami tu? Chiamo io. Ho capito, va, come solito, a poi si pensa. Bravo. E facciamo finta che strenata cominciamo con questa nicchia di beneficenza, va bene? dai. Non riesci? Sì, tu eviti l'acqua. ma- Oh, ma come per davvero che fare sbandare tutto pare, va. Io mi ho fatto sbandare, e perché mi spieghi?
Ma ma per davvero non ci credi che questa specie era fiato che buttasse, che ha fatto fortuna? E ora mi fare... Ora che mi fai per lontano tutti i scappi. E tu sei disgraziato. A chi avete le sbagliate, dottore? Andando con mia, sai, mica. Che vero che Pelozzi è un credolone, è una mucca passolone, va. Vero, sì, per uomo di vero, aspetta, vero, va. Ma chi è sto Fedo? Fedo, chiamalo Fedo. Chi è Sciauro di fortuna? Sì, sbentato. Allora non lo so, mucca passolone. Allora, ciao, ciao, io sto Fedo, guarda. Va bene, va. Dottor, sta rimane a ste carte, guarda, torniamo a giocare. Va bene, va. Senti, calogero. Ah, può tornare a ruidere sto posto per il cappello, mi sta Beh, vi piace, va, chi sto vino del paese originale, Ma a proposito, con chi d'aereo, come figlio, non la pavare. Calogero, che c'è problema? Poi facciamo tutto un mondo, no? Che bello staucio, e poi facciamo tutto un conto. Chi sta potendo siete ben appessate, a ora d'allezzare, e a ora di pavare, pare che vedi, i sacchetti così, va. Oh, ma cavolo! Ma come vuole, signore? Si porta la testa, Sauro. Senti, Ciccino, Oh, cominciamo buono, scopa. vuoi dire che ti picchiavo o ha cominciato ad avere i segreti per questo tuo amico ignorante, eh? Ah, ma quale segreto, Turiddu? E allora vuoi parare? Senti, Turiddu, mi sono innamorato. Casemo! Pippo! Melo! Che? Che può? Giocate, non succede niente. Portare la testa, bro. Sì. Finalmente trovaste una femmina che ti pigliava stato di stazza che era inchiovata su queste spalle, veramente allucinante, e t'abbiamo un dalario, eri sempre abituato a fare le stesse cose, rimattina ti vieni per travagliare, per portarci di quattro soldi a tua maciozza, e di sera che t'abbiamo dopo sopra il libro studiare, per farti una cultura. Ma sta cultura piccole, marioni e quando. Comunque, non ne voglio sapere niente. Parliamo di cose serie, di cose importanti. Questa femmina, questa femmina, c'è e mo sta riuscendo, ti pare che lo saccio. Marinella, figliolo Marinelli, Ida, Ida, ogni volta che ti viri, Ida piglia e ti mangia con l'occhio, ti mangia, sì, c'è magari la bella carosa, non è tipo per me, troppo pasciuletta, ma pitti è buona, Turiddu, non è Marinelli. come non è mai? Per carità, è una bella figlia, ma non è Ida, a me è innamorato, sai? Elisabetta! La figlia lo Giangheri, Ida, ogni volta che Elisabetta ti viri, Ida, ti mangia con l'occhio, ti mangia. A finiste la rosicare da carne in conto, c'è tempo un pochino lì, pare una quartara, però a me la soldi, no? Buona. Non è la figlia del canchiere. Per Come? carità, è una bella figlia, posata, assennata, ma non è Ida, a me è innamorata, Molto stati, ora ci penso, Ma chi ci ha aspetta. pensato? Dico io. Aspetta. Ma che sogno bestia, ma sogno veramente un gridino. Ho capito. Non si attina, la figlia di Tongola No, di ma non si Ida, Ida, scendo, di quando ero un Ida ci ha cominciato, ogni volta che ti tagliava, ti mangiava, anzi ti spottava, vivo ti spottava. Ai, certo che è bello che ti spezzi, però mi pare brava femmina di casa. Buono Ciccino, buono. Allora è davvero sogno una testa di muro, ma una testa di Ah, la posso dire una cosa? Me la dire Ciccino. Turiddu, la posso dire No, una me cosa? la dire Ciccino. Ah, certo che certe volte hai una bella testa di scecco unita fissi, ma non è manco Ida. Ma come ti permetti? A mia testa di scecco! A mia! Ma stiamo dando un sottomusso, non la faccio manco io perché? Che poi tu per fare un misterioso, ma muori qua, Ma se non mi fa parlare! Che para, sto che te dopo, Esito a dire Chi? che in Angelo, solo perché ancora non ci hai visto l'aria, ma che è più bello da solo, posso mangiare e non mi può dire niente. Ah, la faccia disegnata, a pelle che pare sita, e i capelli morbidi, ma così morbidi che parono una nuvola, e poi è elegante e fina. Turiddu, e così fina. Ma guarda come mangi dopo, ora ci sta la faccia disegnata, i capelli come sita,
Non eri cioccolata e la ricchia di caramella caroba. Io non trovassi in una pasticceria. Ma lei mi do. Lo sapeva, così non poteva parlare di niente. Non ci fai manco un secondo a stare serio. Mi sbindavo, vabbè. Ma perché sta facendo così? Perché ti sta battendo da sta maniera? Sapeva. Appena non sai che io mangio stescio, mi passa l'appetito. E che se tu guarda di triaca pasta non mi mangio a pranzo. Senti, ma dimmi una cosa. St'angelo con l'ala ammasciata. Lavi il nome. E certo che là. Ma non è no. È una poesia. Non si può pronunciare, sa cantare. che canta, Cicciano canta, madonna! Non a vedere, mi diretto un dopo! Ma che fa morire oppure devo fare tu cacarismi prima di sta cantata, eh? Che faccio a chiamare Don Pippo, che ha tutta banda lo paese, a cominciare! Assetti, spettacoloso. L'amore mio si chiama Margherita. Oh, Margherita, che ci voleva? Margherita. Margherita? E chi sa vuoi? Ma chi viene di qualche paese vicino? La conosci, magari è troppo buona. Oh. Si tratta della baronessina Margherita Caponnetto, prima e unica genita del barone Alfonso Caponnetto. Ma la passo pure, la baronessina Caponnetto. Ma tu impazziste completamente. Ma si vede che a testa mi da qualche nuvola. A Roma una scintuzza e cominciava a smancitire tutto quanto ci rivezzi. Ma chi sei, mazzuto? Ma non ci pensi i cristiani che fanno lì? La baronessina Caponnetto. Chi aspetta sto nome, Movanni? E che c'è di male? E che può pensare, Tomazzi, Che tutti i pari ti svendono passata. Ma lei è questo anno che non va la baronessina. Già è vero, già stai diretto. E un professore che ti ha insegnato un sacco di cose. Cioè sei che dell'università. Che può pensare tu cristiano, Che può pensare? E che può pensare, Cicci? Può pensare che con tutte le cose che ti hanno ficcato non ci rivendo e tu giustamente squagliato. Freddo, mi pare proprio che stai esagerando, Oh, e poi chi vuoi? Io sogno innamorato perso. E solo perché sogno un morto di fame, non vuole dire canale speranza. Non è che stai dicendo che su Cicci. Alla fine tu sei bello caroso, sei giudizioso, sciuito. Però hai difettuzzo, la cosa niente, sei spasolato. Non dai manco un soldo. Onesto sì, onesto sì. Però senza titoli. Ma senti, dimmi una cosa. Ma a me non è l'Italia? E certo che mi italiano. A me. Sono 4 domeniche che ha visti e me ne innamoravo. Ida passava mite e rispettosa, seguendo i genitori che andavano in chiesa. E mi italiavo con molto interesse. Addirittura. La domenica dopo io aspettavo allo stesso posto. Ida passavo di nuovo e stavolta mi feci immenso sorriso. Menzo sorriso, e tu che facevi? Io sbagliato. Sbagliato, giustamente. La domenica dopo, due mezzo sorriso, la diventavo uno. Solo che però fu cuttolì. Perché? Che fu? Chi da cosa l'aria di somaccia, baronessa, si furiava all'improvviso e qua sai visti, no? Tu immagini che succedeva. E che no? poteva succedere? E che poteva succedere? C'è ceno magari tu. Ora uno con una tagliata e mezza busciata di rendi a risultare un zete, no? Levate dopo, Passoloni. E poi scusami, su stava tagliando announce, tu che ne sai? Usaccio. Tu annunziatina, ti ricordi? La figlia di Don Gola Lincarino. Va, chi che mi vede cucinare fuori? Occhi blu. Beta carosa. Chi è domestica a casa do baroni, di una vita, Una vita, E è cresciuta assieme a Margherita. Sì. I lumini di cui ti parlavo. C'era Margherita. Margherita. Ora io che feci spetto? Ci stiai annunziatina, se Margherita aveva interesse per me. Eida mi disse che c'aveva contato la mia storia, che era rimasta colpita. E che già mi ama. Già ti ama! Uè, e chi è? Io non si dire però, Capire chi da oggi coppa andando a fare la ruffiana. Ma senti una cosa, alla fine basta avanti ufficio, no? Lo sommato a me non sappiamo che ci piace. Usaccio. Ora io scalare ancora una montagna però. E per chi sta facendo una cussione? Prima eri tutto ovando e ora rimuntasti. Vai, che problema c'è? Che problema c'è? Che problema c'è? Mi chiedo randore. Ma sei un mottazzo di fame. Ecco. E tu riddo, noi questo scoglio dobbiamo superare.
Questo muro dobbiamo abbattere. Ciccino, io l'unica cosa che volessi abbattere in do muro è la tua testa. Ah, così fosse si spacca, e tutta l'aria fresca le nuvole che accopavo ci rivedo, non esci. Turiddu, noi combatteremo le discriminazioni sociali e in nome dell'amore cambieremo le cose. Sì, dell'amore dovrò riuscire. Senti, io non è fare niente da lì. Io sogno bello così come sogno, non mi innamoro dei baronessini e soprattutto i veri là io in terra. Per chiacchierare auto c'è freddo e so di pingappotto non l'hai. Senti Turiddu, tu hai il dovere di aiutarmi. Primo, in nome della nostra vecchissima amicizia, Fuori poco. della fratellanza che ci unisce, della tua bontà d'animo e magari di dire soldi che ti hai pistato e che ancora ne hai visto. Piccino, c'è che sei sentimentale, ah. Tu giuro che se mi aveva buttato un fazzoletto da casa sola stava chiancendo. E mi cava a fare, ah. Ascolta un po'. Mi disse Nunziatina, Sì. ma l'unico modo per farsi accettare la casa da baronessa è fingermi un benestante acculturato. Acculturato, e chi ti fa bene la freve? Diceva acculturato vuol dire istruito, colto, in modo tale da poter chiedere la mano di Margherita. E tutto questo schifo qui in mano, e a sto punto domani ce la tutta, no? Certo che ci aggiovando tutta, no? Allora, una volta inserito in famiglia, pian piano farò scoprire le mie virtù. E quando l'arpia avrà capito che il ragazzo d'oro sogno, non si farà problemi anche se sono morto di fame. E io e Margherita potremmo vivere la nostra storia d'amore. Ah, su dici tu. Sì, lo sa, c'è chi sta pensando una data stazza, che è ricca, io sogno povero, poi faccio per soldi. Ma credimi, Turiddu, non è così. Io l'amo. Ci non stai sbagliando a parlare un'altra volta. Perché io chiunque altro ci avesse messo la mano sopra il fuoco che lo faceva per soldi. Ma ridea no, perché ti conosco, saccio che caruso sì. E mi avessi a non fare ora so qualche dubbio. La cosa che a me non mi persuade, io è uno. Ma ti è un barone, ti conosci? Come fai qui? E dopo, bello, mi disse sempre Nunziatina, Sempre la Margherita, Parò col barone della nostra storia. E Iddu ci disse che era rimasto colpito perché ci ricordava Iddu quando era caruso che era senza un sopra. Quindi problemi con barone non ce ne sono. Il problema più grosso è sua moglie, la baronessa. La pare potere con due pere non scappano. ma io in tutta questa situazione, chi c'è che avesse a fare? Ascolta mia, io ti faccio, ci scrivo una bella lizza dove chiedo di poter conferire con loro. Poi ci vai a casa a spiegare e abbissiamo tutte cose. Che dici? Io dico che se tu ci mandi una lizza a panzottalli, gli spatti ci vai a casa, meno ti fanno una faccia come una ciarametta. Ma quale insultare? Oh, ma cos'è toro? Ragione aveva Pippo, abracata, funziona! Ah, capire, gioco faticato, funziona. Ah, ma la roba capite in modo, oggi questa scopa qua! Ora va bruciate, va brucio! Oh, da buttare la testa Gesù, quando il quattro Ma qua. come quale insultare magari tu, Ciccino? Confierire chi ti pare una bella parola! Turiddu, ma conferire non è una mala parola, vuol dire parlare, a sé. Dire parlare. E ciò, come ti stavo dicendo, Sapete? io faccio parte che sono un nipote del professore, esperto di agraria e letterato di Catania. Ci siamo? Vabbè, Tu fai la parte di miei frati lo frate. e me macci fa la parte di me macci. Cioè, a soro del professore, va, che dici? Dico che sei pazzo, ricatina! Ma come tu mangi solo uno professore? Tu mangi! Castendo sapere tre parole di italiano, tre, uno, due e tre, finiamo! E io che manco di tre conosco, che mi sta a fare? Ci non mi fare smuovere niente però, stamattina, hai e che? hai ragione, non ci avevo pensato a sta cosa, eccetto, non sa parare. C'è che essere una soluzione. C'è che essere. Trova! Che? Cosa? Soldi? Poi professore, problemi non ce ne sono. E il professore, me macci fa la parte che è timida e parla picca. E tu, E io che faccio? e tu sei mio cugino, venuto dal continente, che parla solo inglese e zero italiano. Può funzionare, no? Che dici? Che dici? Io dico che tu imbazzisti completamente, ecco che dico. Ma baronessina tutte queste cose, sai? E certo che sapi, fu Ida, c'è mi denunziatina che mi dissi di trovare il modo per spiegarmi. E lei che aspetta a baronessina? E tu manzi un professore? Ti dissero già di sì, ci posso credere? Ancora qui non ci hai parato. Ecco. Però tu Ida, sogno sicuro che di no non morivo. Perché mai nessuno ha detto di no all'amore. Sì, ma tutte pare dicono sia coppa, Ciccino. E te posso garantire che in questa storia io c'ho una coppa o sento ficcare. Tranquillo, tanto ti prometto che vanno tutte cose ritti. E poi ci metto magari una buona parola con me cucina Annunziatina. Avanti. Ma come? Ma lo sai
sai, che sogno io, o tu scordasti? Così. Io sogno Toretto! Certo. Pomelo! Hai si dice la sto giofà, che i miei figli ne vanno, venono, vanno! E poi non danno chioi! Ah, o siete buoni! E che io non hai bisogno di raccomandazioni in ordine. Oh, Niente. tu appaccio parare fai tu. Salute a voi, Lebagna, servi della Ci gleba. mancava solo conte stamattina. Tu impazzisti, chi tu si tomma nel bumbonere di cavallo, chi tu di quando pensi tutte le cose io, non io cavo. Salutiamo, Conte. Come ci cassa schifo? voi? Ci chiamo manicomio, è la stessa cosa. Uomini stolti, Adesso, non si Io, e perché? non si andò quando mica si è messo sto in da e voi, volgari contadini, voi dalla mente ottenebrata, voi dalla vita greve e vuota, non errate oltre affogando nel peccato del gioco. Non spendete quel poco che la vita vi ha dato per il piacere di un attimo di vittoria. 5 e a 4, 9, scopa! Sofforo. E voi, giovani di belle speranze, Che sta vedendo Ciccino? vi godete il sole caldo del mattino infante? Sì, quando ora arrivo li affanno, careri, arrivo. Ma li fa il sole infante, cioè è fanciullo, che ricca che hanno ma prego, Conte, volete unirvi al nostro tavolo? Siete... Ma è su, sì. Con piacere, bel giovanotto, posso offrirvi qualche cosa? No, grazie Conte, ma noi abbiamo già consumato. Tu sei tutto consumato. Insisto, Non vorrei sembrare scortese, ma... Siamo finiti. Ma non sai che i pazzi non vogliono essere contradditti? Manco le altre pazzi! oste, garzone, sommelier, Quali salumere, Conti, chi sa potere in calogero, Conti si crede, chi sa Quella che mi chiamavo, come alla c'è? buon'ora. Sì, signor Conte, il cane arriva un altro. Prego, signor Conte. Mi servono i vostri servigi, maître. No, per consentirlo, signor Conte, ma qui bicchiere munno è munno. Ma se foto sempre a bicchiere, a litro, a mezzo litro, a bottiglione, ma mai a metro, ti giuro, vai. Non calogero, non si preoccupassi. Magari io ci avevo cascato, però Ciccino mi spiegavo. Il Conte voleva solo ordinare. Ah, è vero, e se è picchissimo, ma va, guardi. Non sia mai taverniere da 4 soldi. I signori gentiluomini sono ospiti miei. Ma capo tu? Toretto, a tu moccasto sto gentiluomo, Quello era Pippo. Perciò tutto quello che si ordina lo metto un doso punto. Naturale. Sì, naturale, fissati insieme, naturale. Dove andate? Andiamo a picchiare l'acqua naturale, senza il limone mucciuto, senza recina mucciuta, insomma, acqua naturale. va bene dell'acqua, va bene dell'acqua. Lo sai, giustamente. sicuro? Sì. E che c'erano tutti, signor Conte? Acqua per tutti. Alfonso, che fare? Vogliamo stare qua? Ma fammi chiedere caponnetto stasera. Oh, meglio che mi ne vai, Turiddu, prima che mi vedi a baronessa e spalliscino tutte cose. È meglio che mi nuovo. No, tu puoi stare tanto a piedi con me in una maniera che manca tua famiglia ti riconosce. Ma te ne dire? Senti Turiddu, ma fai una cortesia? Cioè Ah. dare sta lizza annunziatina e poi Margherita scrisse stanotte, eh? Io come schifo c'ho non stare a baronessina. Lo saccio, inventa qualcosa, tanto tu a imbrugliare ci fai il buono, no? No, vero? Signor Conte, scusate, ma vi devo salutare. Ma taglia che mi divina mia stamattina, va. Ora come c'è rugno sta cosa a baronessina? Vabbè, qualche cosa poi mandando, va, meglio che mi nuove. Conti, io ministero, voglio fargli, che è carino? Oh, Torino, non è straniero. Che cale manata, come finire? Chi ci dice io? Cioè si divide, no, poi più tardi vi chiamo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Hai visto stare tranquillo con tutto l'altro cliente, come stai tranquillo con te? Avevo chiuduto, 15 anni avevo chiuduto. Signor Conte, acqua ce la buttai, e c'ho un bicchiere, buon appetito. Ma che? Però stanno solo sotto noi. Ma, queste carrozze di oggi sono fuori di testa. Ma pensano una cosa fanno. E voi? Voi, lussuriosi del videogioco delle carte. Ma che fa? Se ce lo fate voi, non facciamo una briscola G. Oh, buono, aspettato, come stiamo lì che tempo? E c'è un problema, buono, tutto cazzo. Ma chi è stupido? Sì, è vero. solo ci manca, oh. C'è una futura A che mia, solo tutte ci queste manca. costumanze moderne non mi piacciono.
Ma lasciala stare, quando si pericolosa, ormai è grande e vuole camminare sola. E poi ecco, non si tina, a mezzo mese, stira la mano e gli tocchi. Ah, non lo sento, ma non è che se mi scappa... Cammina a casa. Senti, ne possiamo aspettare 5 minuti? Aspettare. Aspettiamo. Oramai... Vidali, a cucce! Ugon di passatella! Avanti, chiamalo, fallo aspettare che con noi, che ne conta qualche storiella de so, ne tieni tannicchiette di compagnia di un certo livello. Ora ci sape la compagnia di un certo livello. E quando ti conoscevo era scavo ma con l'ugna. Ah, modo sta a te. Va bene, ora lo chiamo. Io chiamo Signor poi. Conte Farsaperla. Barone Caponnetto, baronessa cara, quale piacere vedervi. Conte, volete unirvi a noi o siete già impegnato con i signori? No, ma quale impegnato? Anzi, ai signori stavo appunto dando una lezione di moralità e ancor più di vita. E allora, avete compreso la lezione? Ma che quale lezione sta parlando? Allora io vado, bandite definitivamente il gioco delle carte dalla vostra già miserevole e scialba vita. Pena, altrimenti il privarla di quel poco di dignità e di libertà che vi resta, forse. Fossero fortunate che me lei tira, aveva fatto carico pesantone. Ma qua, la dignità, la libertà. E che fai, Peppo? Alla scusa di raccogliamo e andiamo. Ma la cancelli scappano mentre Continuiamo un altro giorno. Ebbene, vedo che avete compreso la lezione. Tornate dalle vostre famiglie che al dì di festa vi attendono sull'uscio. A capo pare che uno sta facendo sguscio, che è pazzia, buoni, altro che sguscio, salutiamo. Baronessa, signorine, barone, i miei più ossequiosi rispetti. Salutiamo, Condi. Ma prego, assettatevi qua con noi altri, assieme a noi altri. Non facete completamenti. E allora torno all'altro tavolo? Ma come? So venisse ora ad assettarevi. Eh sì, ma appena dopo diceste di non farlo completamente, a una nobildonna si darrete conto. Ma Condi, io vi dissi non vallo completamente, va, nel senso, non facetevi problemi, va. Signor Conte, capisco. prego, sedetevi, grazie. Grazie. Margherita? Sì? Tu e la Seba assettate a sto tavolo, che a casa assettavo Condi con noi altri. Va bene, mamma. Ma raccomando, non facete cose strevose che vi tengo sott'occhio. Mamma, ma siamo a un tiro di schioppo. E buau, ci facete saggi, ma se non tu schioppo vuol dire, capisco? Anzi, volasso correre. Signor Barone, baronessa carissima, signorine, che piacere averla qua la mia butia. Sì, pasticcini dell'umilicheria com'ero? Belli? Vi piacevano? Bella più davvero. Che faccio? Vi faccio assaggiare un 4 capi puttana? Certo. Freschi, stai andata? Spottene subito, Va anzi. bene. Aspetta, ma mentre che ci siamo, un bel molto po' signor Conte, uno più mia e zia Reggiano. Non è molto detto, la seppo subito. Nel frattempo poi pulisco. Scusate, signor Barone, sono veramente molto ma molto onorato che voi e la vostra famiglia siete qui nella mia butia. Per davvero, mi sento molto onorato per davvero. Senta, come finito con questi pasticcini, Che questo passo mi pare a mia, cara cotta, signaci Dio. A ricotta, signor Dio. A me mi pare che c'è qualche persona che ha cagnaci Dio. E comunque, si vuole la seppo subito, con permesso. Avanti, forza, curemo. Quando torniamo a casa, due parole ci dico io a Margherita. Bene che sta scufio salutare ora, Ogni volta sempre attacca sempre con la stessa suonata. Oramai quando non scemo, io da camminare avanti a nuovo, no da rere. A poi, quando si marita, può fare ciò che vuole. Può camminare avanti, a rere, a battere mano, a raspare sascidi, tanto allora domanderà suo marito. Suo marito? Come mia, vero? Chi c'entra? Io lo sogno io. E io lo sogno fisso, no? Ma chi c'entra? Chi pare ora? Condi, voi chi ne decidi? Oibò, è regola ferma nei ceti aristocratici non intromettersi nell'educazione dei figli altrui. Con chi sta già sono cingurumini che attacca sempre con la stessa suonata, così tutta indottona. Mamma, oramai sono una signorinella, voglio la mia libertà, non è giusto che mi controlli. Io a domenica voglio camminare a rere. Arrivisciu, ma ha pigliato. Capite mai non ci ne seduto un volate perché mi aveva confessato 2 anni a rere, ma se non ga.
Hai detto che sta carosa venga a caratterino? Ma sarà come giausso, caratteristico. Perché chi volesse dire che io non da scudo? Sì, a notte, quando dormi. Ah, non mi devo porticino soli, perché vede che la nostra casa, i causi, i potti, solo tu. Certo, perché ti stanno usciti. Ah, poi, sta il fatto che non sia Dina a nascere con un altro, come se fosse nostra figlia, a mia me ne sciobbassai. Conte, voi che ne pensate? Baronessa, è buon costume nella classe nobile non commentare sulla servitù altrui dinanzi ai padroni stessi della servitù plebea. Conte, di voi mi piace chisso. Capite sempre un'opinione bella, chiara e limpida per ogni cosa. Cazzo pagato ogni tanto! Ma tu non la sapevi, la da per 10 anni che dici sempre le stesse cose, io non ti sono molto chioi. E detto che non sei Tina, sei cresciuta a Margherita come una sorella più nica. Perciò su come sono, ma quando vuoto di lei? Come soro? Signora. Come soro? Una baronissina e la figlia lo stallere di una cameriera come soro? Che volete dopo? A dire tu che anda sosciata e fa fortuna di incontrare un pezzo di pane come Mattia che te ne chiede oggi e te ne chiede domani della cresciuto come una figlia. Senti, ora però finisci, no? Perché ti hai detto che non sei Tina, è una brava carosa. E suo padre, mischinello, che avevi fatto, su merda, perché mi ha stato sempre devoto e fedele. E ora tu non fare tutta nobile, perché quando ti conosci io è vero che avevi 4 soldi e 3 perocchi, ma eri ignorantona e contadina. E io come diventai nobile? Io ero mezzato da barone autere, che non va la sua morte, non avendo né figli né parenti, e per non lasciare tutti i suoi cose avendo, mi nominavo erede di titoli, terre, soldi, e ti davo quei 4 perocchi che ci avevano restato. Ora tu, che ti sei sollevato un poco socialmente e diventasti a baronessa, dai minnolata, a tante moda, guarda, che già in eco per Ah, è buono, calmate, non fare così, che siamo fuori, buono. Signori, ecco le vostre bibliche. Ma solo se l'aveva scordato. No, signora baronessa, questa è la sua aranciata. Signor barone, Grazie. prego. Signor conte. E queste per le signorine carissime. Grazie. Una e 2. La mi senta! Ah. Ma come finì che pasticcini? Ah, signora baronessa, mi deve scusare, è che mi sono castariato, nel senso che sono su uno più bello l'altro, non sapevo quale ci avevo portare per primo, ecco. Ma che sono uno metti l'altro, che ha portato primo che lo metti tutti, no? Sì, è che io, ecco, avevo pensato, se era vostra stessa di presenza di medesima sua persona, a sceglierlo, ecco, se lo vuole scegliere, E va bene, facemi questa cortesia. io la precedo. Alfonso, amonenne. Conti, volete vedere magari voi? Non ne vedo l'esigenza, baronessa, mi fido del suo buon gusto. Va bene, ma allora non mi sa più comando, abbiateci un occhio avvicinito ogni tanto. Ovvero piacere. Alfonso, muovete dopo. Ma ci sono preoccupata. Ancora Ciccino non si è visto. Ma non credo che non vieni. Ma non credo che si invaghio di qualcun'altra. Ma no, Margherita, stai tranquilla. Lui è pazzo per te, non pensa altro. Lasci uomini, quando ci dissi che ti piaceva, ci arrivavano gli occhi soli, che pareva un biccirillo contento. D'occhi belli azzurri come un mare. Mi dissi che di quando ti vista prima volta non pensa che tia, e di quando mi ci facesti dire che ti piaci, non vedi l'ora che si fa domenica per poter italiare. Ma tu ci riuscisti a trovare un modo per venire a spiegare? Già ti dissi che bella pensata capi. Ma quanto è bello. Pari un brigante. Avi, l'occhi lacci e la facci roci. Non vedo l'ora che mio marito. Ora non vorremmo, intanto comincia a conoscerlo un poco meglio. Ma già che non sciuccio più Troppo buono. bene. E poi, se chi tu che mi dicisti è vero, e magari sciuito è colto. Ma perché non si viri? E conosco poco mamma mi chiama e andiamo a tornare a casa. Chi sei, baronessina Caponnetta? Batteri ciccina. Chi
fu, non si vina? Era sto foglio, era l'amico di Ciccino e mi tesi sto foglio e mi dissi che tu manna Ciccino direttamente. E chi è? Che sto no saccio, non mo dissi, ma perché ne era? Oh, attenta a Tommaso, mi vanno a rivenire. E come faccio? Una mammuccia. Ma Apro ci... un taglio, la metti da parte d'ingia, sì. Hai sì, ragione. sì. Ma come facessi senza ridia? Ma chi sta italiano? Si bene Tommaso. A me c'è una cutia. Ah, io già sei italiano, no? Mhm. E di Ciccino. Ma è scritta in italiano. Ah, allora è cultura da davvero. Margherita! Ma che sta facendo con un ventaglio? Si sta sciusciando, lo vedi? Si sta sciusciando? Là così, a centro di piazza, come una contadinanza qualunque? E perché la figliola barone, cavolo, non ne puoi vedere? No! Suave cauro, so botta! Ah poi come arriviamo a casa si fa bello bagno ghiacciato, a così sti bollenti speri che ci passano! Va bene, cambia da nicchiere, sembra solo esagerare. Esagerata? Io esagerata? Ma so per caso, una studendo paesazzo spedduto, se giovasse a passare chissà ciò, un giovinotto attilogato, e venisse a sapere che la figlia del barone Caponnetto si scioscia come una contadinazza spigognata davanti a tutti, che potesse pensare? E certo, perché se per sbaglio giovane attilocato, se sventurasse a passare per sto paese, qual è la prima cosa che pensa? Vedremo come si sciuscia a figliolo barone Caponnetto. Ah, finisci, la va. Ma poi, scusa, sto benedetto vendaggio, chi la va a fare? Per costumanza, non per fare la femmina spigognata. Ma comunque, Conte, voi che ne decide? Ah già, vero, che voi non potete esprimere opinione. A me pare a mia, che la mucca la vedo solo per vivere per molto e per muccare le pasticcine caricotta, vero? Quando mi stai un modo, prima che sbagli a parare, meglio che mi stai un modo. E buono, senti, guarda che facciamo? Ora cerchiamo la moneta iranenne perché non volesse che si ricambasse un poco di popolami e io non mi voglio miscare con nudo. Ma certo, parlava la principessa d'Austria. Vede che sono popolami e chi lo vengono a mangiare, travagliando le nostre terre. Buono, va, attaccao, senti! Vede che non avevo di gente che travagliano più altri e vede che non ne bastassero la metà. Sì, ma io ti ho detto 100 volte che a fortuna capo è giusto che noi ci aiutiamo quando più gente è possibile. Ma chi sta mucchiando? Ah? Aiutare! Mattia, tu è che ti aiuta, ah? Che ci vuole picca, che ti mette a zappare a terra per morire di paragnare qualche cosa? Ma come esagerato, perché non si può parlare? Io certo, quando non dico meno discorso, attacchi canovena. Ma senti, a proposito, come finì quello aristocratico palermitano? Chi che si voleva accattare la terra con tutti i travagliatori? Capì una mano, fosse una buona cosa! A così finalmente potessimo campare ricchi e felici, senza paura di restare senza niente per colpa della tua bontà. Sai, c'ho uno bene la stasera con l'avvocato per fare mai bere un contratto. Meglio, buono, Momento. Prima voglio garanzie, Ma con le garanzie, ammoccavano i soldi e basta! Sentenziamo, a baronessa. Ah, poi a mia sto macchisi mi passi una persona onesta, delicata, gentile. Anzi, vedi su schietto, a così con sta scusa potremmo abbassare magari da sbindurata di tua figlia, che adesso passo, ma resta zitella a casa sopra la panza. Qui è che vuoi bestare tu? Ma se non sai questo, Cristiano, quanti anni avevi per esempio? Sì, vero, potessi essere vecchio come Mattia. E allora guarda che fai? Spicci, suavi, bello figlio mascolo. Anzi, quando ci spii, non ce ne bello, perché tanto magari che è l'aria, i soldi fanno la felicità. Non vedi come sogno felice io. Perché non si felice? Senti, ma quando lo vivi io sono morto, Ah, non saccio, spiccio a conte. Ma comunque, basta va, ora è meglio che ne andiamo. Io penso che arrivano gente e turisti, non mi voglio miscare. Conti, noi ci salutiamo. Quando volete venire alla nostra casa, siete sempre benvenuto. Volta vostra, baronessa. Io Lo sai Conte, bene. io chiedo scusa se non vi dedicare giusta attenzione, ma quando parla mia moglie mia mi chiappano i 5 minuti e non capisce più niente. Barone, voi questo poveretto non vado a giustificare di niente, vai. Buona giornata e ricordatevi sempre che la porta della mia casa per voi è sempre aperta. Alfonso! Ma come puoi essere che ogni modo che attacchi a parlare in beghe? Amonenne, camina! Tu un'altra a questo ventaglio! Cerca di finirla perché vedi che
tutto sto sapendo, ti viene una bella premonia, mangiamo, a forza! Signor Conte, il signor Barone se n'è andato? E cosa vuoi, Caloste? La piazza del paese, e ancor di più l'osteria della piazza, è come un porto di mare, dove la gente viene e va, portando con sé la vita, e con essa le inquietudini, le storie, le gioie, e per un fiat le mette in piazza. Però, così lestamente come è arrivata, riparte per proseguire il viaggio. Bravo, ma a me che mi interessa? Basta che prima che parto con l'asso di soldi dopo conto io sogno a posto. Certo, ovvio, proprio a suo cavolo da i soldi, signor Barone. Oh, finalmente uno che avevo trovato questa giornata, va. Le mie parole, perle ai porci. Perle ai porci. Ai porci! Ma perché si svia? Non questo, non è una cosa che ho chiesto. Professore, voi mi avete cresciuto come se fossi un figlio vostro. Mi avete sempre consigliato nei momenti difficili. Mi avete sempre detto che non è l'abito che fa il monaco, che le persone si pesano per quello che sono e non per come appaiono. È giusto, questi sono valori giusti, ti ho insegnato bene, ma ora non basta guardare più questa cosa, perché non può essere basta, non basta. E ora che questo forse è il momento più importante della mia vita, che fate? Mi voltate le spalle? No, però non ti voto di spalle, ma che c'è, professore? Che spalle ti voto? Non può essere, non è che ti voto di spalle, tu lo sai, eh? Io figlio non ne ho avuto e tu per me è stato come un figlio, ti ho avuto bene come un figlio, che sai magari un figlio, non può essere, l'anno scorso non avevi né testa né pere, capisci? Se secondo me poi ne scoprono subito. Ma no, professore, non ne scoprono, anzi, quando scoprono che Caruso di Oro sogno, che grazie a voi e a me Macchia sogno cresciuto, non si faranno problemi e mi accetteranno in famiglia come se fossi un figlio. Vabbè, speriamo, ma non è chissà, a proposito dei figli, ma a tua mamma ce lo diceste? Sì, ci parai. E che ti disse? Mi disse che sogno un bazzo. Hai visto? Non puoi turissima Margherita. Però, per felicità, facessi magari la finta babba. Ah sì? Sì. Magari da meschina ci mettessi la mezzo. Certo, gli dato mamma, poi do bene, te ne stessi, ma vedi che stai facendo, ma vedi che imbroglia che fai. Però non puoi essere, non penso che è una cosa. E pure sta Caruso è belluzza, la baronessina è bella. So fai amico mio, conosco. Un barone, certo è un po' ignorandetto. Anzi, non interessa. Sì, però è un bravo cristiano che deve. Sua moglie invece, la baronessa, è un po' costosa. Non la conosco bene, ma per come la conosco mi pare che è meglio per dire la cacciualla, chissà. Ossia, poi Barone non si preoccupa, capì mia sapere. Ah sì, e per sua moglie, la vostra presenza è chi da che ci vuole. Perché in tuo paese usano tutti così. E sicuramente Margherita è a conoscenza che a voi rappresentate la cultura. Esagerato. E sarà felice di imparentarsi con un letterato come a voi. A me non fino a quando non ci dice la verità. Benissimo, bravo. E quando ci diciamo sta benedetta dai, io che con basta ci faccio, Oh, registro tu stesso, io sono una persona seria, docente universitaria alla Catania, e metto a fare stembrogli più duzziti, non può essere, io ci perdo la reputazione, capito? No, professore, chi decidi, chi pidditi, anzi, quando si viene a sapere, sempre se si viene a sapere, le cose si vengono a sapere, diventerete un eroe. Eroe, come ti stai unendo la bocca, cos'è eroe, che se io volevo diventare eroe, volevo diventare importante, mi mettevo a fare lezione a te, vai, non ne so fare, non so cose meno, non ne posso. Professore, siamo tutti d'accordo, mancate solo voi che siete un pezzo più importante. Un pazzo più furioso si accettasse, non puoi essere, non riesci a fare, non puoi essere. Ce l'hai fatto, professore. Non mi tagliare quest'occhio, che mi colpisce qua nel cuore, mi chiancia con la... Non puoi essere, sì, è sempre un gozzo. Senti una cosa, ma la verità, ma tu a sta cosa la vuoi bene, la ami tantissimo. Professore, io sogno innamorato perso, ma non ne può fare a meno. Non ne posso fare a meno. E va bene. Ti prometto che ci pensi e poi no, professore, ma perché non ci può pensare ora? Oh, ma sei un buco, ma poi ci metti, vai, come tu mi fai ringrattenire, mi fai ringrattenire. Vai, professore. Sì, va bene, la settimana prossima torniamo a risposta. Ma no, allora, professore, la settimana prossima, e allora no.
Vabbè, te posso dire no a te, ok? Ma te per forza sì. Vedremo, lo sapevo, la macchina a fare sta fassa, ora. Avanti, quando la macchina a mettere sta commedia? Domenica prossima, che io non ce vai. Subito, senza prove, direttamente. Così, ma... Ah, professore, la vedi due belli vestiti di prestare mi metto riddo, vero? Perché c'è magari Torino, eh? Ma c'è magari Torino, ma se chi dobbiamo sapere parlare? Non Italiano? pare, inglese, non pare. Ma se non sa parlare italiano come parla inglese? Non pare, non Ma pare. sta muto. Vabbè, e che poi due vestiti per voi? Ma magari non hai visto quattro vestiti, che fai? Per capo una faccia, poi a Torino ci possono stare che manca la gutta. Come facevo, professore? Vabbè, ho capito, vabbè, ci penso io, i procuro, io il fitto, non devo occupare. Grazie, professore, grazie. Va bene, avanti, basta. Oh, cazzo, Cicino! Oh, Federica, professore! Venite. Cazzo! Ciao, consegna sta riccia? Sì, e che mi sta diventando russa come un peperone! Ah, visto che è è innamorato della fretta. Ha sentito, professore, che disse Torino? Sentito? Se ne adonavo che è completamente pazzo! Mi radunai a lavoro, proprio non c'è più proprio a destra. Non penso! Ah, finitela, venite qua voi due. Voi due sarete gli artefici della mia felicità. Grazie a voi, io e Margherita partiremo verso di essa. Vedremo come ne finisci. Ma io saggio come ne finisci! Che i dibattono e noi ci restiamo qua e ne buschiamo bella succhiata di bastonate! Non sto più nella pelle. Ho un'impazienza che mi si sta attanagliando dentro. Voglio che Ciccina conosca i miei genitori. Non avere premura e poi se non arriva Riccia non si può fare niente. Perciò armati di santa pazienza e aspetta. Ma già è mercoledì e quando hai visto arrivare? Pazienza. Vorrà dire che mentre che aspetto mi rileggo poesia che mi dedicavo. No, ciavoda, Margherita, ormai la conosce a memoria. Capisco l'amore, ma un specchio è come mancante. Ma per me Ciccino non è mai specchio. Ogni sua parola è come dolce miele. E poi, ogni volta che rileggo la sua lettera, ne scopro una sfumatura sempre nuova e diversa. Ma quanto è romantico l'amore mio. Felice giornata, baronessina. Felice giornata, Adalberto. Nunziatina. Buongiorno Adalberto. Oggi vi vero contenti, specialmente voi, baronessina. Avete l'occhio che parano brillare. E se non mi stai sbilanciando troppo, mi pare di vederli brillare di una luce che mi sa di sentimento. Non ti sbagli per niente, Adalberto. Sì, i miei occhi brillano di luce, la mia voce trema di gioia e il mio cuore trabocca d'amore. Che sta ciabboccando d'amore, Signora baronessa, Margherita voleva dire a mia e ad Alberto come sti belli giornati di soli, con st'odore di zagara e ciso, a fanno sentire felice di essere viva e soprattutto di vivere in questa meravigliosa terra di Sicilia. Tanto che si sente lucori che c'ha bocca d'amore, è vero Adalberto? Vero, vero, Tutte queste cose di queste mie figlie. Ma ci mi ha detto che puoi capire davvero. Veda. Solo che a me personalmente sto cavolo mi ha cominciato a dare un po' di fastidio. E poi tutta sta zagara mi pare a mia capotta un po' troppo moschetti. Ma comunque, siete giovani e avete preparato tutto a rosi e ciuri. Mamma mia cara, cosa c'è di più bello della vita che ci sorride e che lo fa col calore di un giorno di sole? Bella mamma, come dici tu, è bella! Ah, basta che tutte ste risate restano caingere e non si sentono fuori. Perché oramai si ranni, si in età di marito e io non voglio che le tue virtù vengano fraintendute per un comportamento che non si dice. Forse la signora baronessa voleva dire che non si addice. Che non si dice, che non si dice, che è stessa cosa è. L'importante è che queste risate non escono di caincia.
Oh, guarda quanto è bella gioventù questa Signor mattina. Barone, buongiorno. Arricriamini! Scusa, moglie, non t'ho visto. Buongiorno papà. Cacci nel nauscio che sei così contento! Nauscio che c'è ancora in zucchero! Che c'è di male? Ah, niente! Solo io invece mi stai cominciando a nervosire, perché quasi ora mangiare io non sento venire lo bruciauro da cucina. Anzi, quando molto uno che sta facendo da sciafalare di tina, ma se non finisce che oggi non si mangia. Tina! Vieni! Ma qual è la novità? Passi sidiata. Sono felice di vederti papà. Magari io. Signor Barone, stamattina arrivano indirizzate alla sua persona a due licci. Mi disse postino che una veniva di Catania città e l'altra addirittura di Palermo. Leggisti di Catania città? Sì, propriamente. E non leggisti qua Mannau? No, baronessina, mi dispiace, ma non mi sarei mai permesso di leggere la posta dei vostri padri. Va bene, Adalberto, puoi andare? Con permesso. Aspetta, che curiosa. Ora tu leggi io quei catamannavo, eh? Scusa papà, non è per essere invadente, ma lo sai che aspetto da Licia. Ah, usaccio, tu a tuo papà non c'è dire niente, perché usaccio come ti senti in questo momento. Siccome arriva l'uometto del primo volo, Catalio, aspettando che si abbessa tempo. Ma la lucata è in panchina! Non si è abbessato tempo, lascia stare. Io a chi sta via, mezza lasciata, ci faccio passare vai, sta sciafallata! Che fu? Che succedeva? Che succedeva? Succedeva che c'è in da cucina, gli pisa da sciafallare a dedina, che tagliuzzava c'è pure sta fresca. Come mi l'adunai, ci domandai come mai ancora non mi sono a cucinare. E da cosa tinta, lo sai che mi rispondevo? Vossignoria, a ieri mi dissi che prima di l'1:30 non volevi mangiare, su e tu dici in quattro e ancora mi stai conoscendo. È giusto, a così te ci dici sta ieri? Ah, ieri? Oggi che siamo ieri? La verità è che tutte queste bizzarre, su, mangiavano a tremendo. Oh! Va bene, senti, aspettati un po', carizzette. Ma carrezzette, di caso non ci fosse una a sta casa. Cambassimo tutti più felici. Comunque, per damarci, per stamattina che mi piglio di bile, sugno, stanca, morta e abbeluta. Una giornata che non hai abbento. Prima dannai a me per come stare per robbio. E poi mi imbaiai a Emilia per come pulizia le stanze. Guarda cosa tinta di Tina. Per damarci, sugno, stanca, morta. Ora mi sento per riposo. Ma figlia, io stanco di comandare, mi raccomando. Senti, ma se mentre ti riposi e non ti dà troppo fastidio a mia voce, non riesci leggere sti rulizzi che mi arrivano stamattina. Dulicci! Addio, arrivano Dulicci! A questo è tutta una moda! E che ti scanciano un po' vicino re! Avanti, forza, leggi che c'è scritto, forza, annaghi. Fermo! Che fu? Ma che sta Ah, facendo? no, ma mi fa scandare, stai la penna a busta. Ma come? Tu la busta e non mi dici quella che ti manna a sti E c'è bisogno che mi fai salutare i bembi. I femmi! Perché sai da ne chiede a sta pucciuzza di Angelo? La voce d'angelo bussato. La verità è che tu sei stato sempre scandolino, bello. Va Forza, bene. annaghi, te leggi. Puciuzza d'angelo, permetti carapa? Caso ti spicci. Forza, quella da Ora, non stai leggendo, egregio barone Caponnetto. Mittente, professore Spambinato. Oh, professore Spambinato. E perché ti manda una liccia? Ma scusare, ma non conciamo tu a narrare? Io tutta per dire qualche cosa ti poteva dire di presenza. È inutile, che tutte ste licciate, su uno che usciano in auto. Ma chi è che vuole? Forza, leggi. Se te stai muta posso sapere. Avanti, annaghi. Oh. Egregio barone Caponnetto, ti chiederà come mai utilizzo una missiva per farle pervenire il mio pensiero in merito a ciò del quale voglio fermamente voi veniate a conoscenza. Ma chi sta dicendo? Missi fatti, fare a riconoscenza. Ma niente, chi su pazzo ne scivo? Sa che vuole dire? Non Non sapevo. voglio ora il suo forno vai a posto da uca, Va bene, leggi, forza. Posso leggere? Avanti, spicciti. Sono molti anni che mi pregio della vostra amicizia ed in questi anni non ho potuto fare a meno di ammirare il fiore che cresceva nella vostra casa, innaffiato dall'amore vostro e della vostra rispettabilissima signora la baronessa. Oh, ma chi
chiesto, ne sciu, pazzo! Ma che ne pigliamo, peggiorare? Appunto. Ma perciò io, tutto ti pensare a cacciaio, ci rugno l'acqua e i giuri, pazzo ne sciu chiesto, va, vada che c'è Non ti cavolo. stai muta, io sta litra, ma la legge non mi testa, va bene? Va bene, muta mi Ma è stai. possibile che per legge una lista a martendere È buono. Ma sì, addolorata petola, il nome io te fa. Sì, signore, cagame te gioco, prima che ti chiara un dopo di pressione alta e ti scoppo la lugna per, modo stacco. Forza, spicci, ti cambi e leggi. Posso continuare? Avanti, forza. Vostra figlia Margherita è cresciuta, Margherita, me ne cavo, vai, ma leggere che cazzo. Aiutici, che io ti Professore- obbo, forza, aiutici tu. Più buono ci vedo, guarda. Allora, cresciuta ormai, diventando una donna che custodisce in sé la cultura, la signorilità e l'eleganza che compete alla sua estrazione sociale. Tale ricchezza, ne sono certo, non passerà ancora per molto inosservata ed i pretendenti. Buono e lavi. Chi? I rendi, mia figlia lavi tutti e buono. Dice che c'è scritto pretendenti, chi c'è di dire? E che vuol dire? Mamma, i pretendenti. Ah, i pretendenti. Fra poco litigheranno dinanzi la soglia di casa vostra per avere l'onore di chiedere la mano della fanciulla. Fanciulla. Mi permetto allora di anticipare tutti e di chiedere questo privilegio per mio nipote. Esso, figlio della mia amata sorella, impose di continuare a studiare fino a conseguire la laurea in agraria. Ma che vuol dire? Come chi può dire? Mamma, vuol dire che è dottore? Travagli ospedali? Ma quale ospedale? Agraria, travaglia nei terreni, è agricolo. Ma sempre dottore, Sì, sì. Ah, va bene. Quando gli descrissi quell'angelo di vostra figlia, non seppe resistere alla possibilità di conoscere una ragazza così assennata. Vi chiedo ufficialmente un incontro durante il quale voi e la vostra consorte Che cosa? A Malasotti, in la mia Ma casa? come? Che gioco, io lo sta dicendo? Ma no, qua c'è scritto consorte! E che vuol dire? Mamma, la consorte è la moglie. Sei tu. No, mi dispiace. Su parlava di mia, ci aveva chiesto scritto la baronessa Caponnetto. Mi dispiace, non sono Ma io. devo stare, mo, da scudare piccina che mi aiuta a scuola, tu sei più scecca di una scecca. E avanti, dopo leggi, spicciti. Oh, potrete conoscere mio nipote, certo che ne resterete positivamente impressionati. Ma allora è Lario. Ma per chi è là? Ma dopo tu stai dicendo che ne impressioniamo. Ma che c'entra? Ma che spiegaci tu, vai. Mamma, vuol dire che ci farà piacere conoscerlo, che ci piacerà moltissimo. Non capite? impressioniamo. Ah, posso finire sta lista stamattina? va bene, finisci. Oh, Ma- vorremmo venire a trovarvi domenica. Intimamente speranzoso che per tramite dei nostri ragazzi le nostre famiglie possano diventare Una sola. sola. Saluto voi, la baronessa vostra moglie Vedi? e la baronessina vostra preziosa figlia. Finito. Finito. E chi se chiera la liccia? Chi su in boema? In boemone. Sì, fighi tu, no premone. Ma Ma che dici? mia. Però belle parole scritto professore, belle parole a pizzavere. Ma certo, è normale, no? Un professore dell'università, certo che non può scrivere male. Magari che io però non è che ci hai capito qualche cosa. Io proprio capì solo che c'è giovinelleggiato. Sì, allettrato, che era ubriaco. Allitterato, che hai studiato, non allettrato che avevo. Va bene, allicciato, allitterato, stessa cosa è. Che per te, dottore, professore, ubriachi, tutta una cosa. Comunque, capì che c'è sto giovane, come dici tu, che vuole venire a conoscere la nostra figlia. A così fare. E dici che vuole venire domenica a conoscere. A così fare. E vuole venire a conoscere l'angelo e a cogliere un ciore. A così fare. Come finivo? E che ti fine le parole? Ti mi la lingua. A così fare. Ah, vedremo. Margherita, Sì? tu che ne pensi? Di cosa? Ah, di sto gran papello che leggi tuo padre. Ah, quella. Eh. Ma
Veramente? Non saprei. Ma come? Veramente non saprei, ma come sei combinata? Perciò c'è giovani, allitterato, che ti vuole conoscere e tu, veramente non saprei. Capace capi magari i soldi, io magari che non navi, chi mi interessa, le vengono auci. Ma ci pensi? La baronessa Caponnetto, che ha vignennero, che magari che non c'era gli ospedali, e tutto. Che bello! Senti, Betta, chi su domenica vieni e su mi piaci tuo marito, lo capisti? Come vuoi tu, mamma? Che ci mangassi aucio, certo che è come voglio io. Avanti, forza ora, leggi, spiccia da Naghi, perché sapete che c'è scritto la laucia lì, forza Naghi. Aspetta, Picciotto, un momento. Perciò c'è un Picciotto, no, manco un Picciotto, un primo Picciotto che si presenta per spiegare se per tuo figlio e tu liquida cosa così, con due parole. Oh, vedi che io non liquido proprio niente, come sei combinato? Vuole venire chi su domenica? E nu auce casa. A tua figlia non ci manca niente. Su chi su mi piace, su marita, ma se nunca si attacchi l'anni e se ne va. Ora parole su sei, sei contento? Avanti, forza, leggi l'auce, che voglio sapere quella da mannao. Oh! Margherita, mi raccomando, a finizia pigliala tutta le domande. Che liscio, forza! Astera bene. Uiega da manna! All'illustrissima persona del barone Caponnetto, mittente Marchese Rambulla da Palermo. Bello, Rambulla di Palermo, bello un uomo è. Ma senti, ma potessero essere chi di casa vogliono accattare a terra con tutti i travagliatori? Ma così pare. Margherita? Sì? Passate a banna, chi se non so discusse che da riguardo, non faccia voi. Tanto tu oramai ti stai maritando e hai altre cose a cui pensare. Avanti, forza Annaghi, muoviti. E come vuoi tu, mamma? Come vuoi tu? Avanti, lei sta forza. Ma aspetta, io ancora manco hai puggiato la litra sul tavolo e tu già stai facendo maritare. E poi, se sta litra è di chi che si vogliono accattare i terre, non so a fare magari le tue figlie. Quello sull'affare di mia figlia, lo dico io. E poi a mia non mi piace che da cammarera a sentire tutte le discusse della nostra casa. Non c'è di nada. Sì, a cammarera. E ora, forza, leggi, spicciti, che hai prim'ora, sogno curiosa. Oh. Che sei curiosa, lo sacci. Senti, vedi che io c'ho poco così che fare. Forza, leggi, avanti, muoviti. Dire a cacciare, qualche altro lavoro spendere. Signora, oggi. Forza, leggi. Legge. Avanti. Suo chiarissimo e rispettabilissimo barone. Allora, supro rispettabilissimo, signor accordo. Ma chiarissimo. Ma ti che sei un euro da per cialava. Va. Posso continuare? Va bene, mi continua. sta scurando una mattinata. E forza, spicciti. Come da noi precedentemente concordato, mi pregherò di venirvi a trovare mercoledì presso la villa nella vostra tenuta per formalizzare gli ultimi cavilli. E come sape? Chi? Che te cascono i capelli. Ma futurista! Proprio, c'è scritto. Ma che c'è scritto cavilli? Ah, va bene, sarà che va a dire cavalli, ma no, cavalli non abbiamo, forza, leggi, non è che... Ma come vuoi tu? Riguardo l'acquisto da parte mia della stessa, nella tutela dei suoi, ancor più che del mio interesse, mi permetterò di farmi accompagnare da un insigne notabile. E che si porta magari la signa? Caglisso? Ma che c'è scritto insigne? Allora sono due. Ma chi? Insigne, dopo c'è scritto. Signore, aiutatemi stamattina. Signore. Che redigerà il contratto del nostro accordo. Con dovuto rispetto, porgo i miei saluti. E magari poco ti sta dicendo. A te, diresti poco. Uguale, che c'è scritto porgo. Porgo in italiano, poco in siciliano. Forza, leggi, spicciti. Carazzolo signore, stiamo finendo. I miei saluti, pregandovi di estendere nei più garbati modi alla sua signora, la baronessa, ed alla sua giovane figlia. Boh, io non ci ho caputo niente, L'unica cosa che capisco è che questo viene mercoledì a cattarsi la terra con l'avvocato Spada. E con tutto ciccolo è questo. Ma comunque io veramente non ci ho caputo manco io niente. Va, su chi so viene per portare i soldi, casa ma la porta è aperta. Buono. Quando è che ti disse che viene? Mercoledì. Ah, mercoledì. Mercoledì? Ma mercoledì è oggi!
Madre mia, e ora come faccio? Come? Madre, ma organizzare tutto così. Aspetta, che... Oh Cangeli, che ci fai questo ora così? Io vuoi vedere che stamattina mi ero sbigliato per suonare di terra e stasera mi cucco senza terra. Sì, ma chi non risoldi, bello. Forza avanti, Cangeli, resto. Ma... Io non mi cangiare niente, buono sognare così. Invece sai che faccio? Mo ho fatto il solito giro delle terre. Quando vengono questi cristiani mi fanno andare a chiamare. E vai, ho fatto un giro delle terre, che tanto tu, Campagnolo nascisti e Campagnolo mori. Io invece avessi fatto strada nella vita e ora me ne andrebbe a stare con la nobiltà catanese, perché mi tocca, e come se mi tocca. Capire che arriva un giorno che tanto aspettare, Margherita. Nella vita bisogna buttare solo un poco di pazienza. Hai ragione, sogno così felici. Non mi vedo l'ora di potermi assettare in tutta tranquillità vicino a Ciccino. Non avere premura e non ti scudare della messa in scena. Tu a Ciccino non conosci e perciò sei seria, erogata ma distaccata, perché tu sei nobile e puoi avere che vuoi. Ma come cori è di Ciccino? Sì, però tu a finire un poco tutto questo entusiasmo, allora tua madre se ne accorge e manda tutte cose nell'aria. Ma sapessi quanto è difficile nascondere questa mia gioia con ogni persona ed ogni istante. Certo che se non avessi avuto a te o me cianco come una soro, io non avessi saputo come fare. Ti voglio bene. Margherita, magari io ti voglio bene e tu dicessi come una soro, ma sto diritto non ce l'hai perché a me provenienza sociale mi impedisci di dire di quanto affetto io hai per te. Non si adina, ma chi va dicendo? Ma perché i sentimenti chi hanno soldi? Possedimenti, titoli? L'amore è amore, l'affetto è affetto, è dignità per tutti, ricchi e poveri. Me pace, mi insegnori nica a tagliare in giocare la gente, in c'è l'anima, che se è pure limpida, ti fa vedere un cristiano, per chi dov'è. Grazie Margherita per questi paroli, mi incuno cori e mi commuovono. Ma ora però pensiamo a te, quando vieni vicino a casa famiglia, mi raccomando, reggi gioco e non ti fare tradire dall'emozione. Tu però stammi sempre vicino, per favore. Io sogno sempre alle da te, non ti preoccupare. Ma ricordati che non posso dire manco una parola perché Tomaci mi proibivo esplicitamente. Ma come faccio se mi faccio in difficoltà? Tu dai dall'occhio, se io posso ti faccio qualche segnale, sì. Va bene, avanti. Sì. Amo Ninna da Banna che ci voglio scrivere una poesia a Ciccino. Amo no? Abbetto, un neo barone. Signora baronessa, nel ricordarvi, ormai con vane speranze, che il mio nome è Adalberto, rispondo alla vostra interrogazione dicendovi che il signor barone è a fare il suo solito giro mattutino per la proprietà. Allora, in primis, come te sanno sentire l'altri, a mia non mi interessa. Per mia ha detto buono è. In secondis, dai hai detto 100 volte che a loco non tuccinare da bocca con tutte queste parole complicate che non servono a niente. Quando parli con mia, a parlare come mangi. Preziosa baronessa, a dire il vero ritenevo che la nobiltà vostra volesse che, considerato il vostro prestigioso titolo, a voi mi rivolgessi con cotanta levatura verbale. Va bene. Bestia sì! Comunque ha detto Tano, Poddo, come schifio te sanno sentire. Non t'allinghera uca con questi gran paroloni e a destra stu saloni perché oggi abbiamo un ospite importante. D'altro scongiuruto di mio marito di quello. Giusto ora se la va a fare un giro per terre. Oggi che finalmente so Dio vuole di ste terre, me ne scordorino. La chiarissima signora baronessa mi permette di ricordarvi l'immenso valore affettivo che il signor barone porta a questa tenuta. La chiarissima signora baronessa, scurissimo abbetto, ti ricorda che siccome tu sei in cammarere, devi sapere fatti certi dopo. Ma comunque, appiccanai magari tu, perché oggi a te e all'auce vi venniamo a semecca terra. Ma signora! Foto! Manna a chiamare a mio marito.
ci dici di venire più subito qua. U capisti? Abbetto? Educatissima signora baronessa, eseguire le vostre disposizioni è per me sempre un piacere ancor prima che un dovere. Ah, ti potessero cascare e ti faccio rendere che t'arrestano. Ah, così ti puoi vivere solo un brolo. Visto che avevi anni, che da bocca che anni che non ti tocca. Ah, se non fossi la stima e l'affetto che ho visto Santo Cristiano, lo baroni, e questo posto di travaglio, ce ne avesse ritto di tutte cure, sta sciafallaria, malarogatuna, ignorantona, la signora baronessa. Quando vengono sti ospiti imbuttanti, falli accomodare qua e mi mannacchiami. Certamente, signora baronessa. Dici che sogno impegnata a scrivere un libro sulla mia vita. Non mancherò assolutissimamente, solarissima baronessa. O salaria. Ora ci sa che magari libro. Idda capina ci pare strumento per attaccare sacarina quando ci mangia. A quando non hai a sentire prima di diventare santo, quando? Buttai l'uovo! Oh, Voddo, stiamo le caisti, no? Senti, Voddo, usai una barone. No, penso che a fare giurupitere. Senti, guarda che fai, valla a cercare e ci dici che sta cosa di sua moglie, sta fallare in malarogatona, o vuole più subito inizia, va bene? Va bene, sto io. Ma proprio sti parole c'è di baroni? No, Voddo, verità, su meritassi. Però tu dici solamente che sua moglie vuole che torni a casa presto perché hanno a venire ospiti importanti, va bene? Va bene. Una cosa, gira la voce, per esempio tu, una Sivanna mi sta bene in Caruso per spiegare se fa baronissima Margherita. Vero Hai detto che fu lei sta notizia, eh? E chi vuole? Da me era in stanza reale indiso tutto così. Ma comunque, puto, a parte questo, quando vuoi ti l'hai detto che a piddita do barone in persona a sta casa non ci sono servi, ma collaboratori. Vero il barone che sta in bacci è un principale. Oh, ma vuoi rispondere alla mia domanda? Sì, vero è. Domenica a venire sto Caruso su caso famiglia. Pare che sono parenti do professore Spambinato e che vengono di Catania. Auccio non saccio. Ma speriamo che un Caruso bello, intelligenti, perché in questa casa ci vogliamo tutti bene a baronissima. E io spero magari io. Non c'è cosa mi ne vai. Para pure. Io non c'è voce, ma stavate accisti. Cioè, da cosa l'area da baronessa comincio baroni a venire residenti per trasferirsi in città, vero è? Magari questo è vero. Oggi stanno a avere i nuovi proprietari. Il firmato contratto. E no, c'è chi fine facendo? Non saccio. La Lega finiva a mezzo annasciata e dichiarava che c'era chiudere i più ammirati e diventava più mala su Ah vai, avuto, non farà così. O sai, o signor Baroni, ecco, Riranni è persona saggia. E vedrai che non ne lascia a mense vai. Avanti, ora valla a cercare e dici che tu che devi. Vai. Sì. Adalberto. Oh, Carmeluzza, venisti per rizittare? Sì, feci male. No, quale male? Di quando avevi che ti conosci tu non hai fatto mai una cosa male o con superficialità? Grazie, sempre gentili, sì. Ma che hai? Poi è scuro da facci. Io? No, niente, che Ma è picchito che senti dire? Stavo baroni, si venuto tutti così? No, Carmela, che vai dicendo? Ancora non si è venuto niente, o pacione ancora o baroni, no. E prima usi signori, cacci la pilocca e non fa passare a parola di solito muglieri. Che priamo, Carmela, priamo. Carmela, stanno suonando, tu finisci di sbarazzare? Sì, me ne Va sto bene. iendo. Allora, mentre vai da bagno, per favore, portati l'uovo. Sì. Io stai bene. Ma vediamo come ne finisci. Prego, signori. Grazie. Buongiorno. Le signorie vostre vogliono forse darmi i loro cappelli affinché possa prendermene cura? Aceito, grazie, tenga, buon uomo. Sono gentile. Prego.
avviso i signori baroni della vostra presenza. Ah, grazie. Se intanto volete prendere posto, accomodandovi. Ci accomodiamo. Prego, avvocato, si accomodai, prego. Buon permesso. Prego, prego. Grazie, si accomodasse, avvocato, si accomodasse. Ah, bella. Avvocato, si accomodasse, avvocato, si accomodasse. Oh, signor. Io, sì. No, ma certo che sta tenuta è bella. È bella, Pietro. Poi Ranni. E per imparare di sta casa che è arieggiata, spaziosa, signorile, da lì che c'è. Taliacca. Chi c'è? Sorti ti aiuto un poco. Oggi facciamo l'affare della nostra vita. Possiamo da buona che la bessiamo più sempre. Già. E su che succede? Ma ringraziare a me cucino. A tuo cucino? Non doriste? No, non me lo vado. No. Me cucino è venditore ambulante. Ah, ho venditore ambulante, certo. E passando per questo paese, sa ciò, per caso a vendere certe cose o baroni e signora baronessa. E poi? Ida! Attizzusa! Ci dissi che per lui doveva essere un onore che la signora baronessa Caponnetto in persona veniva a comprare da lui. E lo faceva solo perché lui veniva dalla città. Come fu, come non fu, si misero un po' a parare e Ida ci dissi chiamava la città, che la campagna non era cosa di nobiltà e che avesse venuto a proprietà a un giovane che non ha soldi. Male. Io devo darsi solo un po' a parlare. E me cucino, che è occhio fino, capivo che nonostante i soldoni che avevano, gli erano due poveri ignorantoni. Ignoranti. E soprattutto, da chi da caso mannava? Era femmina. A baronessa. Certo. Io devo dare, scudai e muscudai. Solo qualche settimana fa, in Gunciano, Non mi vedeste? mi si incucchiano in fila e veste l'apparone. E questo è troppo buono. E grazie alle tue conoscenze leggifere ci facciamo fermare con un ciatto e senza manco un soldo, mi facciamo morare a terra. E dice sto buono. Certo. Grazie mia e senza un soldo. Perché fece un contratto con parolone difficili. E non capiscono. E alla fine non è altro che un atto di donazione che i baroni fanno a Noazzi. Gratuitamente. E così lì e le stilesti non muccamo anche e patanchi. Geniali! Però ma che stai veloce a farli fermare? E soprattutto lesti e attenti. Perché se magari diventano con un avvocato, io che faccio? Che fai? Carinzare un altro foglio dove c'è scritto che formalizzeremo l'acquisto della tenuta solo dopo averla visionata e se non piace. Che un geniale la specie sana! Signori, la chiarissima baronessa Caponnetto. Signora baronessa, molto lieto di conoscerla. Piacere. Marchese Rambulla Stoppo Ottavio, da Palermo. Piacere. Baronessa addolorata Betula Caponnetto dall'altra stanza. E questo è l'avvocato Lavegna, giurista esercitante in quel di Palermo. Servo vostro, baronessa. Oh, vi ringrazio, ma di seppi ne ho già in abbastanza. Ma prego, accofolatevi pure in tentativo. Prego, avvocato, se tu lo dai. Prego. Accetto. Scusate, se mio marito non è ancora arrivato, ma sapete, illo ogni giorno si fa il giro per tutti i nostri terri e siccome che sono molto ma molto grandi e enormemente stupefacenti e valgono molto ma molto assai denaro, ci perdi molto tempo. Ma non vi preoccupate, il tempo di dare se una sciacquariata alle ascille e scende subito. Intanto vi volete capotare 4 pasticcini? Grazie. Gaetano! Signora baronessa? Gaetano, porta i pasticcini per i signori. Certamente. Ma baronessa, veramente
Ah vai, che te che restare domenica, bestia! Oh, Certamente, signora baronessa. E picciò! Finiti di Palermo! sì, dalla bella Palermo. Bella, vero? Bella. E com'è? Contate in milla! Meravigliosa, decisamente splendida, piena di storie e di cultura. Trasuda, storia da tutti i pori, proprio trasuda. Magari in dommenno? Cosa? Sura, magari in dommenno? Ma da scusare, ma siete un poco sputtonatelli? Sarà magari ranni e spaziosa, ma stura dove tu tesorura s'accova! Ma chi sei? E c'arrerete? Non ci puoi richiancere? Oh, ma no, signora baronessa, temo che lei abbia frainteso. L'avvocato intendeva dire che la città trasuida storia, cioè è piena Ma di aspetti, storie. magari china, vero? Ma contenti voi altri? Vi posso ridere? Buongiorno. Oh! Tesoro del mio cuore! Inzetta che è arrivato! Il Macchise! Signor Barovini, lieto di conoscerla. Marchese Lambulla. Molto onorato. E questo gentiluomo è l'avvocato Lavegna, illustre giurista che ci assisterà nelle piccole faccenduole burocratiche. Molto piacere. Conoscerla, barone? Ma prego, sedetevi. Grazie. Vedo che già avete avuto il piacere di conoscere mia moglie. Oh sì, Simpaticissima. simpaticissima, stiamo appunto intrattendo una garbaita conversazione su Palermo. Lo sai, il zuccherello del mio cuore? L'avvocato si esercita a Palermo. Sarà che città è molto anni e l'aria è buona, magari che fetano da nicchiedda, ma comunque i sarà che ci sono abituati e non ci fanno più tanto caso. A proposito, io non ho mai espresso il desiderio di vendere la mia terra e mi chiedevo, ma come mai dalla lontana Palermo qualcuno fosse interessato, ecco, Ma che cosa dici? Zuccherello del mio cuore! E chi mi interessa a noi auci, picchiu macchisi, si vuole accattare i nostri meravigliosi e stupefacenti terri. Saranno magari fatti di sono? A noi auci che ne interessa? Ma no, signora baronessa, il barone ha ragione, sa. La bellezza di questo posto e la bontà di questa terra è leggendaria e fino a Palermo giunse. Così innamoratomi del luogo mi sono sentito obbligato ad dire di chiederlo, di venderlo. E se ce lo hai disse, tramite lì c'è da vorrà dire che è veramente interessato, no? Gentile baronessa, gentili nobili uomini, chiedo venia. E Ma- voi siete? No, io dicevo chiedo venia, ma purtroppo... E sempre voi siete? No, dicevo chiedo venia. Avvocato, scusate, ma voi non vi chiamate Venia? Sì. E allora che bisogno c'è di chiamare vi casi di voi stesso presente? Scusate, Gentile baronessa, ma lei ha un sottile e raffinato senso dell'umorismo. Ma io volevo dire chiedo venia, cioè chiedo scusa. Scusa se vi interrompo nella vostra conversazione. Certo. Ma sapete, impegni altrettanto importanti di questo me le ramano a Palermo. A Palermo. Ma sapete, la strada è lunga, Lunga. è tortuosa. Indaghi. E poi non vorremmo impegnarlo tutto il pomeriggio, insomma. Ah. E dunque, se siete d'accordo, gentiluomini e gentil donne, e se vogliamo leggere l'atto e firmarlo, se siete d'accordo. Ah, così, senza convenienti? Siete bello spicciolo spicciolo, va! Senza convenevoli, sa? E Palermo mi reclamano. Indaghi. Ah, certo! Sì, esatto. Certo. Ma io vedo che i signori baroni non sono accompagnati da nessun avvocato, o sbaglio? Certo. No, ma che c'entra? Noi ci fidiamo annovati delle vostre pistole, specificatamente che venite di Palermo. Aspetta, che vuole dire specificatamente perché venite di Palermo? Ah, modo state, alle volte ci pare che siamo tu bozzorre pedane, modo, una compassa. E che faccio, leggo? Ma certo, leggia, avvocato, leggia. In data odierna e con la medesima
il barone Alfonso Caponnetto largisce, e sottolineo largisce, a Marchese Rampulla Stolfo Ottavio tutti i suoi beni immobili. Cacetto, magari immobili, chi ne andiamo a fare una volta che ne andiamo a Catania noi altri? Come vedete è una scrittura chiara e semplice, basta mettere una firma e tutto è fatto. Ma la mi senta una cosa, ma questa scrittura va è a così semplici che non ci possono capire due parolette per scrivere quando ne radi, o è a così chiara che l'inchiostro scolorivo? La gentile baronessa, ma la vostra nobiltà si palesa nei vostri modi raffinati. Appunto. Ma permettetemi di dirvi che voi non mi intendete molto di legge. No, perché a determinati livelli sociali come il vostro è così volgare. Che volgare? E parlare di vile denaro che nelle scritture si omette. La cifra verrà concordata da ambo le parti su parola d'onore. Su parola d'onore. Mi sono spiegato? E la mi senta un'altra cosa, ma visto che è così vile scrivere dei soldi, a me non ne potremo parlare o vi stingate magari di questo? Ma signora baronessa, la mia offerta è di 5 milioni di lire. Tutti questi grandotti. Scetto, veramente a nostra terra vale molto, ma molto più assai denaro. Ma chi si? Ma che vita, ma non va a poter a Ma non c'è problema, signora baronessa. Aumento altro vile, denaro e porto la cifra 10 milioni di lire. Accetto sto prezzo. come? No, dicevo che è il prezzo giusto per la vostra tenuta. Certo. E allora? E un'altra cosa. Ma questi soldi nira di ora? No, perché sono fistingati mi faccio portare in maringuanti. Ma baronessa, ma voi capite bene che una cifra così esosa non si può portare in giro con leggero. Certo. Riceverete i vostri denari entro e non oltre martedì. Buono il martedì, è vero? Buono, Allora io passerei alla firma dell'atto, no? E firmiamo l'atto e tutto sarà fatto. Sì, ma io mi pagare prima Ma l'avvocato. come? Ma senza vedere la terra, e se poi non vi piace? Ma glielo dissi, signor barone, la sua terra è leggendaria e l'ego arrivò fino a Palermo. Ora metto una firma e è tutto fatto. Avanti, picchia sta Avete una penna? Sì, sta picchiando, spicci, picchia sta penna. Allora, qua metto la firma. A forza, anna che ti trovo. Bellissimo. Avanti, Grazie, barone. avanti. Questa è la mia copia firmata da me. Avanti. Prego. Avanti, forza. Zucchero che mica li ha le bianche, forza, frimma. Non lo senti che l'avvocato c'è di primura a tornare a Palermo, ndacchi. Avanti, forza, frimma. Frimma, di Saruccia. E frimma! Perfetto, carissimi signori, tanti auguri anche da Palermo. Come da noi concordato, entro martedì avrete i soldi. Poi con calma tratteremo per la nostra fratellanza qua. Ma certo, ma facete con gamma, perché tanto noi ce ne andrebbimo a stare in Catania, incitati. Avete voglia di fare soccorriti? E Marchese, credo sia il momento di andare. Senza vedere la terra. Mi affento, mi affento, Va bene, signora baronessa, ma solo per farla contenta. Avanti. Attilio! Attilio! Ma non è lo stesso di prima. Ma sarò frate. Accompagna i signori a mostrare i citerri, lo capisti? Certamente. E scusate se non mi accompagna mio marito, ma
stiamo aspettando gente imbuttando e attilocata. Capisco. E allora con permesso. Avanti, però prima di venire tornate a salutarmi, ci tengo, eh? Non mancheremo. Prego signori, seguitemi. Avanti. C'è dopo di lei. Dite, Seguiamo. io ci dissi che aspettavamo gente, va, per farci capire che siamo gente imbuttanti magari in house, alle volte ci pare. Ce la faciste a farmi venire questa terra, vero? Senti, ora finiscere di fare un sciamoneto, Ma lo sentiste quando so Nerone, no? Finalmente potremo campare tranquilli e felici in città, senza paura di preoccuparne che non ci arriviamo fino a mesi, ora ci vuole. Ma allora tu non vuoi capire. Io una pezzicatta ce la sai tutta la mia vita. E mentre un giorno scriveva il nome, come ora diventava lo stesso colore, nero. Au, fattillo passare sto stotto che c'hai, perché vedi che sta ruvenendo petto figlia, e io zitaggio come a mezza casa non voglio fare, capisti? Ah, fai facile tu. Io invece non sogno convinto. Io qua ci cresci, io qua ci stai buono. Che non sono ogni cristiano, ogni abolo, ogni filo d'ebba, ogni pottoso di sta terra. Qua sogno voluto bene, rispettato. E qua volesse magari morire. Sta storia di Nannina a Catania, di Vini di Terre, è tutta una cosa toca, tu ne scitti, tu buttasti avanti e tanto facisti fino a quando mi confonnisto ci rivedo. E io stamattina mi trovo con un contratto con c'è scritto che c'è uno che se vuole accattare la terra, un nione sci e che non voglio venire. Oh, senti, ma tu pensi solo a onde vuoi morire, Pensi solo a onde vuoi stare tu? E a mia non ci pensi, Chi vita le sta facendo fare qua? A Catania saresti la baronessa Caponnetto, accotta nei meglio salotti dalla nobiltà catanesi. Avessimo sempre festi, balli, divertimenti e facessimo la vita che avevamo sempre voluto fare. E a tua figlia non ci pensi? Che futuro potesse avere in sto paesazzo spedduto? Che amicizie potesse fare? Che divertimenti potessi godere? Tu pensi solo a onde vuoi morire, ma io ti dico ora, onde ne sta facendo vivere? E a te a chi sto ti interessa? I festi, i ricevimenti, i balletti. Mare mia, dei miei sentimenti, tu te ne freghi. E poi non ti permetto di rinfacciarmi il futuro di mia figlia. Tu sai, io ho fatto e farò sempre pida tutto quello che c'è da fare. E lo sai, che volevamo andare a Catania a studiare, ospitata di mia salonzina, all'età giusta. Ma tu, di sto povero cretino, te ne freghi, Evviva i festi, i balletti, i ricevimenti, i ricchezzi, l'oro, evviva! E docore, che ne facciamo? E niente, docore, lo scanciamo con l'oro. E i sentimenti? I sentimenti non si scanciano come so delicata. Ma cara moglie, cara baronessa, mio padre era contadino e mia madre imbaggiava i cestini e magari io vengo la terra. Io vengo la sorella di mio padre e dall'affetto di mia madre, che di una casa che andò meno i mura suravano umidità e in d'estate parevano i mura non fenno. E in dei miei vini usiamo cascore non è blu, è rosso. E mai feste, ricevimenti, balletti, ricchezze, mai! Voglio cancellare sti carte di travagliatori che hai in mano e in cuore. Signora baronessa, se gradite, vado a vedere se il pranzo è pronto. Io da su paesazzo spedduto non ci voglio stare. A mezza stividani non ci voglio morire. Io sogno nobile. Io sogno a baronessa Caponnetto.
aspettare, quale mattinata? Poi ancora presto, Ma io dico, ti pare che i cristiani se sono assieme ai giardini per gli sa spiegare a casa delle gente? Vai. E chi ne saccio io come stelo non de grandi città? Saccio solo che è la prima volta che qualcuno si viene a spiegare più mia figlia e lo fa con tanto di liccia anticipazionista dell'avvento che deve avvenire. Ma tu ruoti come ne conosciamo? Come lo potessi scordare mai? Per 2 giorni mi davo la sorte. Ni visto mo lavatoio, Iusci Cavarrobbi, e tu arrestasti fulminato della mia bittizza. A sera stessa, andà chiazza, conciasti a me pace e ci parrasti. E l'indomani veniste a mia casa a spiegarti. Bello, chiaro, così, senza licci, senza maruloni, bello, chiaro e spicciolo. Ah, che bei ricordi. Bellissimo. Certo, tua figlia non è che è una lavannara come era io. E perciò piglia io voglio un caruso che sia la sua stessa altezza. Io solo sto facendo tutte cose domani che quattare. Senti una cosa, ma perché non ti fai il bello giro, no? A così svari, ti fa passare un po' con l'elevatore e poi quando vengono questi cristiani ti mandano a chiamare. Ma bravo! Oh. Ma bravo, lo sai che certe volte il brucidello che c'hai ti funziona buono? Ragioni hai. Ora me ne vai a banna. Vedremo se c'è qualcuno che è a balneari. E quando che si vedono mi vanno a chiamare. Avanti, vedremo. Ma tu vedi che passatempo che hai questa cristiana? A dire, a rimproverare la gente che travaglia. Non che lascia travagliare in pace, che travagliassero magari più meglio. No, a dire insultare per forza. Ciao paparino. Oh, cuciato la mia vita. Quando mi allargo un po' con cuore. Sono così felice. Oggi finalmente viene Ciccino a chiedere la mia mano e io non vedo l'ora di sposarlo. Come corre, cavalluzzo? Calma, io Ciccino conosco, caroso buono, posso garantire piglio. Ma prima di parlare di matrimonio, non è meglio, chissà, vi frequentate, vi conoscete meglio. Perché vedi, a maritare d'oscuro, può essere che ti finisce come mia, va? Papà, io lo amo. E in cuor mio sento che sarà l'uomo della mia vita. L'amore. Piuttosto. Sì, sicuro che mamma non conosci, vero? Voi Tomase a Ciccino no, non conosci, perché vedi a sapere che Tomase quando ne facciamo qualche passeato al paese, no? Cammina sempre con una scadditta, perché la catena è più bassa, sente fetore popolare, no? Perciò io non è che sogno sicuro che non conosci, sogno sicurissimo. Forse, conosci per sentire comunque o professore, ma gli due è professore, attilocato e perciò automaticamente ci fa simpatia. Non ti preoccupare, vanno tutto cose al posto giusto, non ti preoccupare. È proprio tutto, no. Chi volevi? Papà, se io e Ciccino ne facciamo ziti e tu ti veniste a terra e ne andiamo a Catania, ma quando non avessimo a vedere? No, Gioia, non ti preoccupare, su queste cose non già pensare, a tempo giusto ci pensiamo. Oh, tu oggi hai di essere contenta, oggi è il giorno più importante della tua vita e almeno tu lo puoi fare, a ridere. Hai ragione, ti voglio Magari bene. io, Gioia, avanti, Gioia. Me ne stai andando a preparare? Non ne vai, perché da preparare? C'è così bella che vale una creatura allo cielo. A dopo. A ridere, Gioia, a ridere tu come fare. Io oggi non mi fa cuore. Signor Barone, scusate, ma c'è un conte Fassaperla, è venuto a farvi una visita. Valutatelo. Prego, signor Conte. Prego, Conte, quale movimento, Conte? Scusate la visita improvvisa non adeguatamente annunciata. Ah vai, Conte, non riuscite manco più a schizzare. Voi a mia casa siete sempre un patrone, potete venire come e quando volete e senza fare per annunciare. Poco vostre, caro barone. Prego, quale piacere. Stai parendo un vecchio di 100 anni, non mi posso muovere più. Sti dolori mi stanno mangiando. Ah vai, Conte, ma se ancora mi volete incarosito. Mi piacerebbe, caro amico mio, mi piacerebbe. Ma prima o poi nella vita bisogna fare i conti con la realtà. E allora o l'accettiamo così com'è, o se non ne piace, cerchiamo di eluderla facendo finta di non capire. Ma questo chiaro, amico mio, però dico io, fare finta di non capire, fare finta di essere di fuori, ecco, non è un poco come scappare. E scappare. Ma delle volte non c'è la forza di lottare contro il nemico solitudine e contro quel nemico ferocissimo che
che la gente quando si mette in mente di calunniare. E allora o resti e soccombi, oppure scappi e quantomeno cerchi di sopravvivere. Va bene, Conte, ma chi può essere qualche malalingua che va arrammato? Ce n'è tanto scongiuruto che rapa una bocca, tanto per darci un po' di aria. Fissa lì, Conte. Barone, la calunnia è un vendicello, che parte leggero e solitario, senza che ci se ne accorge. E assuppa oggi, assuppa domani. Rischi che ti trovi malato e senza rimedio. Chiaro, posto chiaro, amico mio. Ma quindi voi avete scelto di... Di campare, lo potete dire tranquillamente, di campare, sì, perché mi manca forza di vivere. E allora faccia finta che esci di senno, a così a gente, ma gradi per sventure, me lascia stare in pace. Comunque, barone, io non vino qua per contare che me la mente. Lanciamo discusso, come state voi? Ma io buono, anzi, vi saluto, grazie a Dio che non mi manca e oggi è magari una giornata speciale, perché oggi viene in Picciotta a spiegare sempre mie figlie. E anzi, stavamo aspettando giusto io il chiesto familiare, di un momento all'altro. E davvero, sono contentissimo. Allora se c'è sto caruso io quando meno a caso sogno fuori luogo. Ma vai, Conte, ma non riuscite mai per scherzare una cosa di questa. Lo sapete, quando venite non solo mi piacete in piacere, ma mi piacete magari una nuova sarà estate, perché io, permettetemi, vi considero come un membro della famiglia, va, ecco. L'onore è tutto mio, caro amico mio. Ma sto caruso, voi lo conosco? Sì, penso di sì. È una storia un po' contricciata, va. E io quasi va conto, perché penso che ne potete dare una mano a speroggiare sta cosa. Ma se posso, va io. Allora sapete che sto picciotto... Oh! Talia e Badda, c'è in questa umiliata casa! Baronessa. Il conte Passapella! I miei occhi si allietano nel vederla. Che ci mancasse altro, con una visuale come quella della mia persona. Certo. Non ci facete caso, Conte, mia moglie a modo so, è spiritosa, va. E Conti, dicetemi una cosa, come ci porta a Castora? Sempre gentile e ospitale, Petrola, sempre tu sì. Senti, vedi che a Caingia ospedale non ce n'è. Chi sta è una casa di salute. E siccome è a mia casa, io posso fare tutte le domande che voglio. E la baronessa ne ha tutto il diritto. Lo senti? Ne ho tutto il diritto. Comunque desideravo fare una visita a vostro marito, credendo di non recare disturbo. Conte, ma quale disturbo? Voi sapete, ogni volta che venite a me mi fa tanto piacere. Ah, certo, perciò venissero per fare una visita di cortesia. E certo, e non mi figuravo che venendo a stura, due correranno di mio marito, va a me dare a mangiare il pranzo con noi altri, vero? Ma come sei scostumata? Ma ti pare un modo di parare a un ospite, anzi a un ospite come Conte, che io lo considero manco uno di famiglia, che sai? Buono, perché fai così, calmati, per mezza parola carissima. Sì, io non mi calmo, perché tu ogni volta che dici mezza parola ti scodi di collegare, tu ci rivedo di formicola che hai, con devo cazzare con così giocatore il soldo. Oh! E che ti piace, per non avere coraggio oggi, Cerchiamo di calare sti pinni, che non ci vogliamo. Calma. Vedi che sogno buona e cara, ma se mi acchiappo nei 5 minuti faccio cascare ora io, Calma, e non infervoratevi a causa mia, non ne vale la pena. Lo senti? Non ne vale la pena. Ma comunque, oramai è qua. Tanto, testa leggia com'è, con altri 5 minuti, si scudavo tutte cose. Ma che ora arresta. Ne scrocca sto bello mangiare. E come finisce seconda, non ha succeduto niente. Ecco, dopo 5 minuti, un piatto di pasta, avrò già dimenticato. Capito, barone, cosa intendevo prima? E va bene, va, io me ne stai da banna. Come chi se si decidono a venere, ma andiamo a chiamare. Il signor Conte sarà presente all'incontro, l'ho pregato di rimanere. Come? Conte resta qua? Signora. E va bene, tanto. Magari che è testa leggia, sempre più nobile passa. Alla fine ci facciamo magari più compassa noi altri. Va bene, vai, oramai. Da banna sogno, poi mi chiami. Conte, io sogno mortificato, non so che devo dire, mia moglie è sapara, non sape manco ida che devo carici, vi chiedo perdono. Ormai ci sono abituato, oggi fu vostra moglie, ieri una contadina, domani in ciabattino un avvocato. Che cancia più mia? Niente, più ne mi chiove mi scidica.
La cosa che mi fa piacere, che mi fa tenere in petto ancora una nicchietta di dignità, è sapere che c'è gente che vorranno come voi, che mi rispetta, per chi che era, ma soprattutto per chi che sogno oggi. Signor Barone, scusate, sono arrivati gli ospiti che attendevate. Vi posso fare accomodare? Fallo accomodare. Oh, ecco il grande momento. Il grande momento è arrivato, però poi da stare va a conto perché ora tempo non c'è. Prego, signora Anna, se vuole. Barone, ma scusate per sta messa in scena, mo sa per me figlio. No, signora, non dici più niente. Chi lo capacete vi rende nobile, perché vi rende una mamma. Avanti, prego, accomodate. Professore, ogni tanto ne vedremo. Caro Barone, amico mio, che a fare queste cose? Che c'è? Ciccino, tu come ti senti? Sogno un po' emozionato, spero di non sbagliare niente. No, Ciccino, chi è che a sbagliare? Tu hai di essere naturale, devi essere te stesso e vedrai che tutto va a posto. Grazie Barone, Piuttosto, Torino, ma raccomando a te, Senza parola, signor Barone. Io dico pescando. Il signor Conte lo conoscete? Certamente, sì, no. Caro amico, non l'avevo visto. È piacere di vedervi qui. Il Conte resterà con noi per questo incontro, Ma diciamo. come quando con un altro? Dai, ora chiedo con me qualche patacciacca. Perdonato, Conte è un ragazzo. Vuole scherzare. È giovane. Anzi, il Conte può essere di nostro aiuto, nella nostra causa, se sa, no? Ha capito? Signor Conte, tutto chiaro, no? Perfettamente, Hai visto? Barone, perfettamente. E ora siamo pronti, speriamo che... Benvenuti a tutti pari coloro che siete della casa del barone Caponnetto. Signora, sono molto contenta di fare la sua riconoscenza. Ma prego, accomodatevi. Lieta di fare la sua conoscenza, baronessa Caponnetto. Anna Spambinato. Che piaceri. Prego, accomodatevi in divano, accomponatevi, va. Oh, gregge illustro prefissore, Anore Moscia. Certo, amore mio. Ma cara baronessa, voi mi risungate, ma la sua gentilezza, la vostra gentilezza, la sua cordiale gentilezza, ma permettetevi di presentarvi mio nipote qui, figlio di mia sorella, il dottore Francesco Di Bella. Mi pregio di conoscerla, baronessa. E facete attenzione, dittore. A cosa, baronessa? Dicete che per fare la mia riconoscenza vi sgaggiate, facete attenzione. No, baronessa, ho detto mi pregio, cioè sono molto onorato di conoscerla. Ah, non vi sgaggiate? Meglio onorato che sgaggiato. Comunque sono molto contenta di fare la sua riconoscenza in questa presentazione della sua persona, che mi appare come un giovane pilere arrugato. Grazie, baronessa. Complimenti, comare. Grazie, baronessa. Bontà vostra, baronessa, permettete di presentarvi mio cugino, Per forza. venuto a trovarci in questi giorni dalla lontana Inghilterra, dove vive e prospera in ricchezza. E ne venne assai Cosa vende molto? prospera, dici che ci porta una ricchezza. No, baronessa, prospera, cioè vive guadagnando molto. Ah, va bene, ma comunque prospera o non prospera, l'importante è la ricchezza. Sì, chissà, magari. Buongiorno! Ehi, Maggi! Sei stupiato, mi ne sapere di siai! Giusto. Come giusto? No, è inglese, è una parola inglese. No? L'inglese è così, con questa parola piacere, buongiorno, tante cose. Questa hai. Perciò se c'era un pugno in davanti mi diceva buongiorno. Prego. Prego! Maggi, Alfonso, io con questo ingrisio mi confondo. Vi prego, per favore, accomodatevi, aspetta di pagare tu che la puttana mamma la compra. Ma che stai dicendo? Allora, dittore! Per favore, baronessa, chiamatemi Francesco. Allora, Francesco, nella vostra lettera di presentazioni è scritta da qui presente in prima persona il prefissore, avevi sottoscritto
che voi avete avuto stato allitrato. Chi è vero? Sì, baronessa, mio zio è sempre molto gentile nel descrivere le mie attitudini. Io mi definisco solo un umile uomo che nelle sue impegnate giornate serve la parola e il ragionamento. Ah. E com'è che conoscite tutte le virtù della mia unica figlia femmina primogenita Margherita? Sa, baronessa, mio zio, in una visita in casa nostra, ci parlò di una famiglia che aveva cresciuto con tutti i crismi e le virtù morali e intellettuali una ragazza che pareva riduttivo chiamare Angelo. Quelle parole girarono per giorni nella mia mente e brecciarono il mio cuore. E adesso, eccomi qua. E perciò abbastò una descrizione come questa per ammuttarvi ad addimandare la mano della mia unica figlia? No, signora baronessa, non fu solo una descrizione, ma le parole di un uomo, mio zio, che per me hanno il peso della verità, sana, limpida e inconfutabile. Bene, indrimeno incomprensibili, ma senti, perché non mandiamo a chiamare la Carusa Margherita così i Carusi si conoscono, magari si piacciono e ufficializziamo il fidanzamento, eh? Lo sai, il segreto del mio cuore? No, che sapete? Al mio dottore mi piace. Magari a mia. Perché mi pare un Caruso bravo, onesto, arrogato e magari finicchietto. Senti, per mio fidanzamento è ufficiale. E sentenziamo come solo da baronessa. Ma senti, prima l'ho detto nipoti, facciamo conoscere a te Carusi. E che c'è bisogno? C'è bisogno, falla chiamare la Carusa, forza. Robetta! Signora baronessa? Roberto, vai a chiamare la baronissina nelle sue stanze. Certamente. E quando è nave 14 Scusati, ma magari che veniti dall'Incrisia e un poco il dialetto siciliano, va, o parlati? Yes. Tannicat. Yes. Però lo capisci? Certamente, lo capisci? Lo capisci, sì. Perché lo capisci questo inglese? Perché i genitori si sposarono prima di emigrare, prima si sposarono e poi emigrarono, perciò parlando un pochettino siciliano lui lo capisci? Lo capisci, va. E la mi senta? Ma in Crisia, a parte i vini di Bospira, che facete? La terra, d'enterra. E quando vir che tempo io semin e taglio e raccolgo tutte cose, sotto bene. Io non ho capito tanto buono. Meno male. O fa un zappatore. No, ma cosa dite mai? Lungi da ciò. Mungi! Perciò avi bestiami. Sì, nel senso che mio cugino è a capo di molti uomini, proprietario terriero, è allevatore. Le sue terre sono così grandi che confinano con quelle del re d'Inghilterra. Corre! Ma non un re qualunque, un re d'Inghilterra che con cosa la poteva sparare. E un conosciti un re? Yes, shit! Con chi è Mulinciano insieme? Ma ci si conosce con re. Arrivo! Eccola qua! La mia unica figlia femmina primogenita! Chi
tu, Caparinovo Ciruso, Margherita alla mamma, mi assuppo l'onore e il piacere di presentarti la signora Spambinata, il professore Spambinato e un nipote che viene dall'Ingrisia. Lo sai, mamma, io Spambinato è un magarino, come tocchi si asciuppia. E docce nel forno il pittore Francesco Di Bella, all'itirato e agreste di Catania. Baronessina. Molto piacere. Avanti, ora levate dopo che ancora non siete manco zitti. Affonso, parra e dicici a tua figlia che cosa vengono a dimantare con la venuta in questa casa questi galantuomini. E allora, cara Margherita, il dottor Francesco Di Bella e i suoi familiari sono venuti qui per chiedere la tua mano. Benedetto, volevo dire. E cacce a mano, gli anni, i peri, a destra, avanza con tutti i puretti, figo, tu promuni, melo, sanzirega, centopetti, tutto così. E noi ci siamo molto contenti di questa cosa, perché mi pare di Caruso bravo e arrogato. Avanti, dichiaro il fidanzamento ufficiale. Senti, forse Francesco ci voleva dire una parola a Margherita, no? Ma che c'è bisogno? Sì, Solo per- baronessa, il barone ha ragione. Cara baronessina, come già vi ha anticipato vostro padre, sono venuta a chiedere la vostra mano. Prima ai vostri rispettabilissimi genitori e poi a voi stessa, che mi lusinghereste in maniera indescrivibile accettando di concedermela. E noi a Coppo non discendiamo a questo fitaggio, perché voi siete Caruso bravo, onesto, di famiglie rispettabili. Margherita, tu accetti. Come vuoi tu, mamma? Benissimo, dopo questa risposta spontanea della ragazza possiamo fare un applauso ai nuovi fidanzati per auguri. Va bene. Auguri ragazzi, auguri. Avanti! Ora che siamo tutte parizziti, cara commari, mi devo d'accordo sopra l'orario di visita del vostro figlio. E che siamo ospedale? Come volete, baronessa Capolletto? Sta facendo un uomo, Margherita. Ma quale baronessa Caponnetto? Caro commari, oramai siamo tutti una famiglia. Chiamatemi commari. Commari baronessa, io sogno la vostra commari baronessa. Come volete, commari baronessa? Sì. E ora venite da banna commari, venite con mia. Sì. Margherita, sì. Tu vieni a banna con mia e to soggira, lasciamo uomini soli. Come vuoi tu, mamma? Cara commari, ora Vieni, voglio Luzzerina. fare roba a 12 di mia figlia. A 12, a 24. A 24, va bene. Meno male. Meno male, Ciccino, l'ostacolo moglie è superato. Grazie barone, senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile. Ciccino, se non sapessi che Caruso sì non mi avesse prestato a sta commedia. E poi lo faccio magari per Margherita. Grazie barone. Tu invece ora mi puoi fare un favore, anzi, un onore. Un'autotennicchia come ti riprendi dall'emozione, ma a chiamare papà. Barone, l'onore e il piacere sarà tutto mio. Congratulazioni e tanti auguri. Grazie, Oh, se non sbagliamo, caro Conte! Conte! È tornato! Lascio Conte, lascio. Grazie Conte per gli auguri, è andato tutto bene. Io ero un poco preoccupata, la verità, pensavo che la cosa era difficile, che non ci avevo bloccare, invece è stato più facile di quello che pensavo, e non niente, abbiamo fatto felici due giovani innamorati. Sì, professore, magari io pensavo come a voi, sì, infatti a me Mazzi prima di esci dalla casa ci dissi, mamma, sono dalla pariona non torno, ti chiedi quattro cose che hai, e venditille, a me non ti fai quattro soldi, no? Certamente. E invece tutto filavo liscio come un occhio. Meno male, perché un rischio c'era, Certo, non è che era tanto facile, che una barone, scusate, ma che cosa avete? Vi vedo un poco turbato, o no?
Sì, un poco frastunato ci sogno, professore, sì. Se non sono indiscreto, non so se posso professore, sapere. Magari non indiscreto, diamo una mano, che non so. buono a domandare. Dici, parassi. La vostra donna, mia moglie, mi convincevo, non faccio come io, ma manco io faccio come fece. Mi convincevo a vendere la terra. Venne in Marchese Palermitano con l'avvocato, mi fecero firmare un contratto e i terre su dei soldi. Mia moglie contentona, certo, chi dava qualche soldi che acchiappavamo, piglia se no a fare la bella vita a Catania. Vabbè, certo non realizzo. E io invece stai morendo un soppiro. Perché ora qua non mi vuole essere. E certo capisco, voi signor Barone siete nati qua, siete nato, siete cresciuto e penso che volevo stare qua per tutta la vita, no? Io cavolo va micchiato, a mezzo a sta campagna vita, a mezzo a ste ciure di zaga, sto ciavolo remoso. Beh, certamente è bello. E invece mia moglie mi convinceva a fermare sto ghiaccio, no? Sto contratto. Questa è la carta che firmare. E con contratto, facciamo un'occhiata, vediamo come. Vediamo, allora, è in data di ieri. Elargisco. Ma che significa? Ma signor Barone, ma scusate, quando avete diciamo firmato questo contratto, ma non vi ha assistito qualcuno, che sa, un avvocato, qualcuno che ne capeva? No, io volevo chiamare un avvocato, magari qualcuno che ne capeva le leggi che sei mia. Ma io da mia moglie se ne stavo come un molo, cominciava a mussiare, poi chiamava pure Lezza Udine, i paesani, tanto mi fece in salanire e io non chiamai a nulla. Ma, un momento, c'è qualche cosa che non guarda? Baroni, posso permettermi di parlare? Certo, Cicci, non mai sei di famiglia e può parlare. Baroni, chi sto caffè mastro non è un atto di vendita, è un atto di donazione. Donazione? Ma come mai? Vado a scusare, Baroni, ma Vambrugliano vi fecero firmare in foglio un c'è scritto che donate tutte le vostre terre a un certo Astolfo Rambulla Marchese. O Marchese Rambulla? No, Marchese Rambulla, Marchese Rambulla, sotto cognome, sarà uno da madre, uno da padre, ma non è un titolo nobiliare, capito? Signore, ci cascai come un cannarozzone. E ora come faccio? La famiglia come mantegno? E la buona uscita all'operaio, come c'è rogno? Signore, per sta smania le mie moglie ieri si a fare la bella vita a Catania. Ora siamo a mezzo della strada, siamo rovinati! Barone, sono profondamente rammaricato. Mi sembra di rivivere la mia storia personale. Ma in questo caso ci deve essere una soluzione, qualcosa che si possa fare. No, non saprei, non so. Signor Barone, ma non vi date delle colpe che non sono delle vostre. Io sapevo che stavo chiamando a Catania quando ho intso di questi imbrogli, di queste cose. A Catania poi Tagliando sto foglio, professore, però qualche cosa non mi convince. Sì, è scritto però bene, cioè due parole precise, però equivale a un atto di donazione. C'è fra le righe, c'è ma io ancora Io lasci volentieri la mano, però la teleproprietà non sono me fotti. Fermi tutti! Alfonso, fermiti! Ozzedaggio è rotto, macinato, spezzato, capugliato, non c'è mai stato! Ma che fu? Che successe? Che fu? A mia, mi sai che successe? Spiccia che si chiega con Milano! Sai qui è chi sto bell'imbusto qua? Aucio che ha litterato di Catania, aucio che ha creste della terra! Sai qui è chi sto? Sto bell'imbusto è un figlio di sta gentildama! Ma che chi sto sapevamo? Qual è la novità? Che sta signora qua non è chi che ne resta di essere. Sta signora qua è una lavannara, un'anzizza cesti, una del popolino, una popolarista, va! Che sta un cucchiano? Io che stai un cucchiano? Io che non va cucchiano! Ancora, no giardino, mentre che camminavamo, passavo due carosino che abbracchiacca, come si chiama? Puddo! Come visti? Tante feste e cerimonie! Oh, signora Anna, e come ci porta qua? Lo capisti? Ma perché non può essere che la conosci? Certo, sono un bussi che dopo 2 minuti incontriamo magari la lavannara, Annunzia, e che da magari tante feste. Anna, bella, e che ci fai qua? Che finista a travagliare per baronessa? Lo capisti quel chi sta? Chi sta è una motta di fame, è una che appicca in pari se non viene a travagliare. Io sogno sicura che suo figlio è che spappallate e morto di fame di chi sta? Ma ci sarà una spiegazione, facciamole parlare almeno. Non voglio sentire parlare a nudo e non voglio sentire nessuna spiegazione.
Io a mia figlia, a un contadino senza arte né parti, non c'è rogno. Mamma, ma io lo amo. E tu ne tu, proprio fermati, non ci acciuzzare, alle volte ti tocca, io ti ammisca qualche malattia di povertà. Mamma, per favore. Ma chi? Tu ama a cuore io. E ora basta, ne uscite di sta casa, a cominciano voi, professore imbroglione, e finendo di dia, cicciolo d'angrizia, ausuca, vada che c'è lo fissa, che non sapeva parlare o siciliano, uno bestia, e ora basta, ne scendo tutte le caentra! Ora basta, usaccio che sogno una povera morta di fame, che se su stamattina ai 4, per dire si a travagliare, per buttare un poco di pane a casa, per non essere diviso per mio figlio. Usaccio, sogno ignorante, non saccio leggere, non saccio scrivere, mai hai cresciuto a mio figlio con l'educazione e che principi, come sapessi a diventare re. Non avevi soldi, ma avevi ancora più danni di tutte le vostre terre, mise insieme, signora baronessa. E magari se non avevi un pezzo di gatta, mio figlio Ciccino ne sa picchiassare uno, nessuno fresco dell'università. Ma se voi siete cercando prestigio, titoli ufficiali, mio figlio Ciccino non ave però in l'animo l'insegnamento di una vita fatta di sacrifici, una vita pesante ma onesta. Gesù sta innamorato di vostra figlia, un fece il cuore e lo fece per interesse, come voi potete pensare. E perché io mi prestai a sta commedia, a sta farsa? Amore di mio figlio, perché per me non c'è niente di più importante la felicità di mio figlio. Perché io voglio la felicità più piena, più limpida. E ora, sai perché ci dico? Io me ne torno a posto che mi compete, a ingezzare ciste. Perché se io oggi non travaglio, domani non mangio. I signori Baccioni ora siamo nuovi! Oh, ma chi sì? Finalmente una persona onesta in questa casa! Ma chi venisse a buttare i soldi? Ah no, ma è stato ben martedì! Ah, quali soldi quale martedì? Non ci vengono a insidiare da chi che è nostro! A casa e i terre! Sì, avvocato, è giusto ora che venisse a assettare! Ma comunque, no, senza soldi che non è niente! Soldi? Ma quali soldi? Oh. Ma sta di nudarare la struvoscia spontanea volontà! Ma che sta dicendo? Ecco qua, c'è l'atto che il barone ha firmato! Ma che sta dicendo? Oh, ma che dicendo tutte pare pazzo oggi, ah? No, ragioniano, Pedro. Tu fogli gatta che mi faceste fermare con tanta premura, sentenziava la nostra rovina. Non è una vendita, è una donazione. Ma donazioni? Ma molta sono... Ora capisci perché si spingavano a parlare di soldi, a scrittura chiara e semplici. Chi sta sotto un broglione? Ma Cesare, ciao, come stai? Mi pare che tu un vizio non andò evaluato, vero? Professore, ma lei conosce l'avvocato? Lo conosco, ma non è avvocato, è ex avvocato, perché all'ordine l'hanno radiato che hanno scoperto che faceva imbrogli. Tu spalmerato che ci fai a cacchio? Fatelo fare tu, che ti non interessa. Ma scusate, ma com'è che hanno uscito che chi sto è di Palermo? Signora baronessa, quale Palermo, sto coccio di pino che caterise che errati. Scoccia, sono contento che abbiano usciti e bistimati. Ma tutti fare, chi sta in casa nostra non mi voglio più in mezzo a me. Tazza, fai, caputto. Ma così, senza preavviso. Va bene. Siccome siamo due signori, vediamo un po' di tempo per bissare i battelli e a rizittare i robbi. E poi, spalo in mare.
Nel frattempo io e l'avvocato ne facciamo un giro in mezzo ai terri. Ah, così ne facciamo conoscere da subito. Amore, ne spaccia sale. E quando torniamo qua non volevamo trovare a nulla, se no siamo costretti ad adire le forze dell'ordine. Cerca di Redini, prima che te la dirò io una cosa nella testa. Redino! Addio ora, wow! E ora che facciamo? Non ti piace io avere premura di la fare una bella vita a Catania? E questi sono i risultati. Signor Baroni, mezza parola, ci vuole un cucchiaio a tutto noi, Tu rientro calmati proprio, che ingorti, e poi con la violenza non si è concluso mai niente, non si è concluso. Professore, eppure leggendo sto foglio c'è qualche cosa che mi sfugge. E cercare a palla, ciccino però, C'è che essere una soluzione. C'è questa soluzione, chissà, c'è donazione. Ma perché non ci pensai prima? Ci pensai. C'è qualche cosa che si può fare, professore? Sì, penso di sì, penso che c'è un cavillo dove ci possiamo aggrappare per poter far annullare quest'atto. E allora allevamenici a sto cavallo, previttore! Parrati! Aggrappiamo. Sì, mi pare che c'è un articolo del codice civile che parla di donazione in presenza di figli minori. Sì, professore, l'articolo 35. Sì, chi so dopo, ma che cosa dice esattamente? Dice pressappoco che in caso di donazione in presenza di minore, se il minore contrae regolare matrimonio entro però 6 mesi dall'atto, l'atto stesso si annulla. E tutte le proprietà tornano al minore. Ecco trovata la soluzione. Sì, ma io non ci hai caputo niente però! Mamma, ma è chiaro, se io, mio marito, entro 6 mesi, l'atto non vale più. E i terri, tu non è mia. Sì, ben detto, è proprio così, Margherita. Sì, ma c'è un problema. E quali? Cocco di mariti! O non trovo io uno, a tua artista da sto poco tempo! Mamma, ma che dici? Ma baronessa, mi pare che Ciccino si è dimostrato più che all'artizza, Ragione avevo, professore. Se non era piccicino che sarebbe buttato un codice, dopo a storero mi ha mentanassata, no? Sì, ma è un contadino! Mamma! Perdola! Baronessa! Muoto tu! Chissà, c'è un modo, troppo fare bene. E va bene. Signora Spambinata! Signora Spambinata! Signora Spambinata, io mi sbagliai assai, signora Spambinata. Mi ha fatto male, scusa. Signora Spambinata, vostro figlio vale tanto oro quanto pesa. E non solo perché conosco codici civili, ma perché in altro, al suo posto, dopo tutte le brutte cose che ci disse, a stora se ne avesse aiuto. Ma vostro figlio, signora Spambinata, no! Io l'ho arrestato. Amore di Margheritella. E voi, signora Spambinata, voi siete una vera signora. Perché va sul pastolo tutta sta commedia. E tutte le gran male parole che avreste magari a voi. Solo per l'amore di vostro figlio. Siete voi a vera nobile. E io va domando scusa con tutto cuore, signora Spambinata. Io vi dico grazie perché mi insegnassero che appena mamma la cosa più importante è la felicità dei propri figli. Margheritella, mammina! Ciccino, a mammella! La vita mi è benedizioni! Vi potete maritare! Miracolo! Oh, vabbè, benissimo, finalmente! Auguri ragazzi, auguri! E che? Andiamo a casa, siete? Casemo e care stampa. Allora avete caputo il zocco per essere prima.
Se non mi stai dicendo che io chiamo i carabinieri. Chiama i carabinieri. Spacesare e chiamali questi carabinieri che stiamo aspettando. Come chiama? Che volete chiamare? A casa. Vuole dire che non valete manco un soldo, né come avvocato e manco come truffatore. Ma che belli, spacesare. E a dire che Ciccino e Margherita si maritano, i deri ci tornano baroni, e vuoi lui, vi giocate bello bruno, oh, buonissimo, Momento. Credo di non aver capito di chi state parlando. E ora vi faccio capire io, avvocatuccio dei miei stivali. Vi ricordate l'articolo 35 del codice civile? Articolo 105, come c'è? la vita testa No, no, mi stai ricordando. Che dici? I Davilla Storiari, avvocato legifero che non ne sapete niente di leggi, caccame iennero all'iterato e a creste, ne sapi più sai di voi. Riccilla ma mozzarello. Ricordate me, di chi parla? Senti, spiego una parola, ce lo do io. L'articolo 35 parla che nel caso di donazioni in presenza di figli minori in età da marito, e qua c'è figlia minore in età da marito, e magari bene, che non guasta. E mia figlia. Se questa si sposa entro i 6 mesi dall'atto, l'atto si annulla e le proprietà passano alla figlia, non al barone, ma non cambia. Vabbè, questo è il dopo, Ma sapete dare? Certo questa madre, e siccome qua c'è l'incaricato preciso che è fidanzato e che si marita prima dei 6 mesi, no? Magari romani, riccilla ma Romani, Se vuoi studiare un muso, spacesaro e auguri Carussi. Ma non mi dicesti che era un progetto a prova di bomba? No, era a prova di bomba. Ma io non pensavo che a casa c'erano tutte queste... Non pensavo. Ma che pensavi? Che pensavi? Un pappasonazzo, che pensavi? E poi chi è il suo articolo? Non stai aiutando, non me lo io. Oh, comunque, ciao barone, fammi l'atto, a casa è nostra e basta. Lo sai chi ci può fare in costato? Ah, lo sai? Lo può segare, no? Adabetto! Finalmente inzittavo, ma no. Signora baronessa. Adabetto! Per cortesia, accompagna sto farabotte fuori la porta e assecutele. Anzi, sciogli cicani ad appetto! Sarà fatto. So che cicani? Credo sia arrivato il momento di andare. E ti gusta, sbatti! Forza da pezzo! E ad ringraziare un signore, ma mi danno uno scento dopo che signora Anna, a Luca ma buttiamo in testa tutto noi, cose capitene! C'è un rischio che potessero tornare. Ah, voglio tornare? Potissimo. Stai piano da banda un'altra volta. Guarda, cazzo, non mi volete. Mi pare che tutte cose si avvissano. Ciccino e Margherita si maritano, i terri vanno a Margherita perché restano in famiglia e noi siamo tutti felici e contenti. Ma no, non vedete che restate qua per sempre. Per sempre, signor Conte, per sempre. Pero Petula? Veramente? Petula! Alfonsino! Petrolina! E va bene, Ah, per sempre. Però tu ogni tanto mi ci porti a Catania, a villa. oh, ma certo che ti ci porta la moglie! E ti ci lascio! Ah! Un attimo, volevamo ringraziare per la presenza in sala l'autore della commedia Santo Capizzi, che non vedo se si vuole alzare in piedi. Grazie. Grazie per averci. Grazie perché ci ha permesso di divertirci, voi e noi insieme 2 ore. Va bene? Grazie.